Ebbene, è andato. Stiamo siamo in play in questo preciso momento. Credo che l'audio stia andando online e il video no, ma c'è questa roba che vibra, che comunque fa un po' di simpatia. L'audio stia andando online, funziona bene. Ma c'è questa roba che vibra. Sì, sì, mi diria abbastanza bene, mi diria che siamo, cari amici, ora partirà il countdown, perché che siamo. Questo che sentite è il pianetto, andiamo a controllare se si sente anche il pianetto, sempre bello fare le verifiche. Simpatia. L'audio stia andando a letto, sempre bello fare le verifiche. Simpatia. L'audio stia andando a letto. Zan 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 zan. Bene, si va di countdown, cari amici, ci vediamo fra pochetto.
Mi personalmente la finiria qua. Settimana di fuoco, amici, era per Sì. dire questa roba qua, settimana di fuoco. Devo ricordarmi che se giro la testa in là, la mia voce si senti meno perché vero. mi allontano dal Beh, microfono. allora secondo me è una roba intelligente se te metti il microfono dall'altra parte, perché ti avrà sempre la testa girata di qua. Ok, questo quasi è il gestione audio al volo. Porco de quel porco, porco de quel porco, dimmi quali sei, quel porco Mi de quel piace, porco. un bel brano, un bel Mi piace, brano. una mia canzone si chiama Porco de quel porco, Ok. ed è la frase che mi dico di solito quando vedo robe che stona o robe che mi urta tantissimo, mi è capitato. Ieri anche un video che avevamo su tutto impostato sul se. Sì, porco de quel porco de quel porco. Mi sa andare la gente avanti a dirmi per tanto tempo questa roba del porco Sì. de quel porco de quel porco. Mi piace, devo dire. Perché noi non siamo nazi grammar del Triestin, ma il No. se almeno quel sì, quando si può Sì, sbagliare. tra l'altro potessi essere una rubrica della prossima edizione Sì. del libro Il porco de quel porco de quel porco. È vero. Un quattro robette potessi essere Che ne dentro, che ne avevimo, era coccole, mentre nel libro, nella prima edizione, come si chiama esattamente il libro? Si chiamerà probabilmente Opere Domace Volume 1. Perché è in uscita, manca un non nulla e lo avremo noi in consegna a mano nelle serate, proprio così. Sì, quindi non lo troverei in giro per le librerie da nessuna parte, almeno non in prima fase. No, nella prima fase assolutamente no, ne lo potrei solo richiedere a noi, quindi dovrei venire alla serata, vedere la serata, assorbirvi tutta la serata, che però se vi interessa il libro probabilmente vi piace anche la serata, che tra l'altro vediamo subito che questo sia il più bel libro che abbiamo mai fatto. Nella vita. Nella vita, che se il prossimo sarà il più bel libro che abbiamo mai fatto nella vita. Però questo è il più bello, ma sinceramente è il più polposo perché ha un fracco di pagine, che abbiamo scritto un fracco di aneddoti, che abbiamo parlato di un fracco di robe, quindi è bello. Tutte le canzoni che c'è tanti dei nostri testi, delle canzoni che ha scritto Max, che potrei andare, potrei venire in serata come andare in Cesa andare in lettura e andare adesso pagina 18. Pagina 18, leggiamo. E uno leggi in piedi e tutti si alza. Sì, tutti in piedi che leggi le vacanze de grado, quelle robe là, no? Noi sai che avevamo messo, l'idea iniziale doveva chiamarsi Poesie Domace e doveva essere poesie de Zdenko, le poesie de Walter, le poesie de Nella, tutte quelle robe che avevamo fatto in questi anni qua. Esatto. Dopo che ho detto, ma mettiamo ancora qualche canzone. Ma non potremmo non mettere qualche sketch. Ma a questo punto qualche aneddoto su come sono nate le robe e così siamo arrivati circa a pagina 160 più o meno. Perché c'è anche un sacco di premesse prima del personaggio per farvi capire in che mondo che entrei, insomma un pochettino di robe. Mi non vedo l'ora di averlo tra le mani e darvelo. E tra l'altro che avremo una roba a offerta che c'è il prezzo è meraviglioso. Perché? Che diciamo già? Sì, dopo se cambiamo idea, affari suoi. Intanto. Se dopo non vi piace, pazienza, però noi faremo così. Un pezzo 15 euro. No, 10 no, scusa, ho detto una cagata subito. Un libro 10 euro, ma se te c'ho il 2, 15. Quindi se in due amici paghi 7 euro ci lo sai che te faccio Stephen King, te c'ho 2 libri, ti fai sconto, non esisti, solo noi. Solo noi. A quel punto vale la pena c'ho 2, coste c'ho la far uno per cosa. Ma no, anche perché se veni in sagra, veni in 2 amici, dice direttamente, ascolta, va uno dei 2 là, c'ho i 2 libri che abbiamo fatto lavoro, no? E si è risolto. Oppure poter alleare con qualcuno che ne conosce. Ma infatti, ascoltati, alleanza, facciamo finta che siamo amici. Sì. Doveva venire però a braccetto. Se veniva a braccetto, allora ho detto questi si conosci, noi ve lo famo a 15. E anche morosi, attenzione, perché se dice noi siamo morosi, vogliamo una testa, dove dare un basetto con la lingua davanti di noi, perché se no non si è accettata la cosa. Che ne abbiamo parlato, pensavamo che uno doveva accoppiarsi davanti, ma come sa forse se è troppo, magari uno si imbarazza.
E Sì, invece no, guarda, no, infatti sì, non è bello. Dopo, cioè, se vogliamo proprio accertare, dobbiamo mandare un video di voi che copulè, però insomma, sì, se, ma anche dopo quel, insomma, con calma. senza grossi Sì, problemi. anche per avere tra i ricordi, che è sempre Sì. bello, no? E bon, queste robe qua, quindi se è il libro in uscita, non vedemmo l'ora. Tra l'altro che avevamo avuto una serie di popoci, perché stavamo per chiuderlo e se è arrivata l'ultima canzone, che è la canzone che sarà Sì. hit estiva, insomma, quella che ha avuto, vabbè, ma che ne parliamo tra poco, che ne Mhm. parliamo tra poco, te che Sì, sta. sì, che ne parliamo tra poco. Dopo, altra roba de cool che abbiamo avuto, che avevamo detto, cioè, non arriviamo a fare la correzione, non arriviamo a fare la correzione, non c'è modo, si è tornato il mio amico Andrea dal Kirghizistan. Ha detto, Lui fazzo me. Faccio mi, mi piaci, sono come matto per ste robe, mi ha Noi detto. abbiamo detto, vabbè, correggi, ma guarda che grosso modo sta a posto, no? Si è arrivato un file con 350 modifiche, ma non modifiche puntigliose, proprio robe Robe clamorose, giuste. spazi, puntini, di tutto. Amico, guardate, le prime 100 scorrevo come dire, adesso andiamo a vedere. Ah, ok, sì, ok. A un certo punto, ok, conferma tutto. Gli era tutto giusto. E boh. Addirittura con evidenziato in azzurro le robe che secondo me questo si sbaglia, ma velasso un margine fosse una scelta artistica, non era mai una scelta artistica, era a cappelle Sì, complete. sì. Oggi sono andato oltre e ho detto, ascolta, negli ultimi 2 tocchettini di testo che te mando, se ti te pensi che per dir la battuta meglio in scritto, se puoi modificare qualcosa, dimmi pur, non mi Per arrabbio. il secondo volume che diciamo, volessimo che veni così. Oggi invece che dopo che ho mandato a Paolo Pascutto, che guarda, mi basta una copertina, una roba semplice, no? Che non devi perdere tempo. E magari stamattina sono stati 50 minuti al telefono perché ho detto non ti puoi mandare in stampa una roba del genere. Boh, ma non ti puoi mandare in stampa una roba del genere, quindi stai impaginando tutto figo. Quindi niente, siamo costretti a fare le robe bene, anche se volevamo fare una cagata, niente da niente, ne fare. doveva farlo figo, porca miseria. Cioè, Niente. se te par giusto. Cioè. C'è un libro di 150 pagine, vedevo così. Sì, Cioè, non sai che è no, una roba cioè, che legge in gabinetto, almeno. no, cioè, lo leggi in gabinetto però nel tempo, O insomma. dipendi quanto tempo stai normalmente in Ecco, sì, gabinetto. ecco. E là dipendi, e questo non so se te condividi questa cosa, se sei qualcuno a casa in quel momento o no. Sì, Perché se non sei nessuno a casa te se la dura godi. tantissimo. Sì. Tantissimo finché te si alzi ti senti anche Che un è un poco male. crampetto, un Ti fastidietto senti che te si sotto. informigola qua, no? Ma forse sono stato troppo tempo in Boh, condo. potesse essere un sondaggio, ma quanto se beh star sentati sulla tazza? È un momento contemplativo. Mi dà fastidio che mi fa fretta che sono sulla tazza. No, infatti. C'ho un tocco di vita questa roba qua, Sì. devo dire la verità. Qualche volta invece aspetto che proprio sta per andare via tutti, guardo, cioè farà fra È il 10 mio minuti. momento. Fra 10 minuti sono già con la mano sulla porta per serrare. Che avete scelto tutto, sicuri? Sicuri che avete scelto quello? Ok, benissimo, perché so che dopo verremo a metà. E dopo si va. Allora, Bon, diciamo, cosa da parliamo anche fare dei sponsor di oggi. importante, Sì, prima degli sponsor, vai. è verificare se Vai. effettivamente con il microfono che abbiamo attaccato un minuto prima di cominciare, Se senti Flavio bene. Furian si senti bene. Se senti? Che poi Se senti? Par ben. porco cane. Vai, parla. Parlo, stavo Sì. ancora parlando. Sì. Parlo, sì, no, quella sensazione che funzi. Mai Beh. sentito la mia voce così bene nella vita. Benissimo. Insomma, solo Bon. a rischio Larsen, ma a parte quello. Però avevamo cambiato delle piccole robe, delle piccole modifiche che ogni volta aggiungiamo un piccolo tassello, te capisci? Un tassello, Capisci? sì. E a zontar tasselli, studio diventerà sempre più piccio e noi non staremo più qua dentro. Però, se bello. Allora, amici, all'ascolto è il momento anche di dirvi che noi abbiamo degli sponsor. Sì. Uno è il Montedoro Shopping Center. L'altra settimana non mi veniva center, io solo shopping, non so perché. Boh. Montedoro Shopping Center che ne ospita, siamo qua nel tre piani, inferno, purgatorio, paradiso, noi siamo all'inferno e dopo la gente va al purgatorio, paradiso, ne ospita, ma Sergio. Lori non sa che siamo qua in realtà. No. Ah, se Sergio se E sora Sergio se sora tutti che ne guarda e e ci senti veglia. ogni nostra parola. E poi, secondo sponsor di oggi, Buca 19. Sì. Con la quale Buca 19 che avevamo realizzato una collaborazione per far Giorgione. Perché? Sì, perché era sta roba, era la possibilità di fare un Giorgione, mi veramente, come che go saputo questa roba, fa un cogo, cioè, se non conosce Giorgione, conoscellolo,
Perché se beh, Conoscellolo. perché conoscello mi pareva troppo curto. Conoscellolo mi pareva che entri meglio. E altre robe da dirve, se senti... C'è tantissime robe, Abbiamo ma tante robe. prima di tutto mandassi uno dei due video che abbiamo detto, o Montedoro o Giorgione. Ma guarda, mi mandassi per primo Giorgione sto giro, non Vabbè. so perché. Allora, via di Giorgione. Via. No, ho sbagliato. Siamo qui con i famosi amatissimi. Allora, ho sbagliato tutto. Allora. Il bello della diretta, come dice Luca Marsi, signori. Il bello della diretta, anche oggi ci sono i piccoli intoppi, ma sono piccole cose. Sì, è vero, ho il microfono che non ha il filo, ma non c'entra! Allora, sta là, go Sì, capì hai il capito? problema. Ho capito il problema, allora, perché ho messo un link che non c'entrava niente. alla fine. Vabbè, se allora, linki. la scorsa settimana che avevamo messo lo sdigiunino veg. Sì. Sto giro invece è la puttanesca leggera, soprattutto, no? Ma e questo è tutto colpa mia che ti ho detto di mettere l'altro video, è vero? Sì. Ah. In realtà no, ma era giusto per No, a prescindere, è per giusto darti la colpa. È giusto. Allora, stavo ricaricando il nuovo video di Giorgione, che anche perché l'altro ieri era Montedoro e l'altro ieri era Cragno. Fermi te! Ok, mi sa che siamo. Ci siamo! Molto molto bene, pronti per uno sdigiunino. Oggi prenderemo in esame un piatto classico, una puttanesca, ma la faremo nel panino. E non sarà una semplice puttanesca, ma sarà molto ricca. Sarà una puttanesca alla pecorina. Molto 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 bene. Partiamo con i piccoli arricchimenti. Piccoli, delicati, un non nulla di arricchimento. 2 uova. Ricordiamo che nella cucina di Giorgione non si butta via niente. Le uova le utilizzeremo intere, con tutta la buccia. Eccole, molto 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 bene. Tagliare delicatamente 2 pomidorini. Ora che abbiamo tagliato delicatamente il ciliegino, lo abbattiamo. Molto 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 bene. Allora ieri avevamo usato il pecorino, si è raggruppato nella barba che non va mai tagliata. Eccolo, pronto, pecorazzo. Per il mio sdigiunino alla puttanesca ho scelto un peperone che va schiaffeggiata, perché alla puttanesca piace essere schiaffeggiata. Andiamo. Ed ora chiudiamo il tutto con il tocco finale. Una goccia, un non nulla di pan grattato. Andiamo. Come avevamo detto, un non nulla di pan grattato. Voilà. E per fare una puttanesca che si rispetti, olive e capperi. Ma nella cucina di Giorgione non si va mai nell'eccesso, ricordiamolo. Un'oliva. Voilà. Un cappero. Smuccinatina. Ed ora per chiudere il tutto un filo d'olio. Giusto un velo. E lo sdigiunino è pronto! Molto 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 bene! Metto una e una. Senza esagerare. Senza esagerare. Eccole! Molto 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 bene! Ora che abbiamo tagliato delicatamente il ciliegino, lo abbattiamo! Molto! Per il mio sdigiunino alla puttanesca ho scelto un peperone che va schiaffeggiata, perché alla puttanesca piace essere schiaffeggiata. Andiamo! Ora per chiudere il tutto un filo d'olio. Giusto un velo. Porca puttana.
Andato. Non avete visto voi che il Cernecca quel giorno là, quando che ho schiacciato i pomodori, l'ho sporcato No, ma che totalmente. col martello, Perché ma ovviamente, dall'altra come parte cosa può era succedere schizzato ovunque. se non te lo fa col martello? Vabbè, cosa vuole che vi dico? Se è andata così. E il secondo video, quel del Monte d'Oro, lo manderemo dopo. Tra l'altro, è un video che Sì. abbiamo realizzato qua, dovendo che domandare il permesso per fare un po' che robe, perché insomma È vero. abbiamo sfruttato dei bug di sistema, ovvero che potevi impadronirsi dei carrei. Che è una roba che volessi fare tutti i fioi sempre. E noi adesso che abbiamo la possibilità di giocare, buttarsi sui carei, immagini se non fai. Sì. Darsi sempre in giro così. Sul carrei, piccare sul carrello. Ma è bella, è divertente. Sì. Tra uno degli argomenti che mi è venuto in mente, perché ho un problema in cucina in sto periodo qua. Però in cucina che non go capì come mai da un poco di tempo in qua su un casino di moschini insopportabili. Fastidio ai moschini proprio. E non arrivo a capire da dove che arriva, te cavi via, te sughi tutto, te cavi tutto e lo stesso i torna. Non so piante, se sei su una pianta, non si capisce, non si riesce a capire, dovrò trovare dei metodi. Però guardando questi piccoli moschini che te dici, no, li schiacciano, però dici, ma poveri, questi qua se fossi più grandi, se fossi un museletto ti dispiacessi schiacciarlo. Sì. Pensa ad averla a casa, che ti arrivi a casa e te ga 15 uccellini che gira per casa. Anche perché non te li ha visti in viso, magari la faccia dolcissima. Esatto. Infatti pensa ancora peggio quando te lavi qualcosa, no? Ti ciappi la spugnetta, te spruzzi, da una passata, ti dici, senti che profumo di pulito. Quella roba là in realtà ti ha ucciso milioni di microorganismi. Ti ha fatto un mini genocidio di una specie. Ti ha ammazzato, però non te li vedi, te li vedi, te passi, e questi micro esserini, che fa così perché ti che spruzzi il Chantecler, cosa sono. Quindi la nostra empatia è anche legata a una scala delle dimensioni, di grandezza. Effettivamente la grandezza, cioè anche non so se mi vedo tipo Ricky Ramazzina, che sei grosso, non mi viene voglia di fare qualcosa. Non viene voglia, però metti che Ricky Ramazzina fosse così piccio. Allora sì. È fastidioso, deve essere fastidioso. Che te lo trovi in cucina, ti arrivi a casa, te lo trovi in cucina in lavandina. Sì, ma cosa ti fai in lavandina? Dentro il piatto, go voglia. Dopo 10 volte, insomma, ti viene voglia di spiaccicarlo. Ti ha fatto bene di Ricky Ramazzina, insomma, che perché no, solamente perché sei molto più grosso di me, sei alto, sei grosso, tazzo, ma che ne conosco tanti. Giorgione sarebbe un di quei probabilmente. Giorgione però tra i moschini sarà un Giorgione, sarà un moschino così piccio e uno grosso, ma ciccion rispetto a loro. Deve vederli per tutti uguali, tipo i cinesi. No, quindi scherzo. Sarà un Giorgione dentro a un tuo piatto di pasta asciutta vecchia che gli molto bene, ciac. E tu te lo schiacci, sei brutto. Con la strazza. E allora per qualche motivo c'è proprio l'aspirapolvere che ha il beccuccio lungo, con l'impressione che non lo ho ucciso. Ma se fa dentro l'aspirapolvere. E te pensi che se fa una vita nell'aspirapolvere e si svilupperà, farà una città, una cosa. Non credo che se andrà a finire bene comunque. No, non credo. Però te quella che non l'ho ucciso. Non l'ho proprio ammazzato. Sarebbe meglio però. O perlomeno non l'ho visto morire, che da questo che in realtà non te lo vedi comunque. No, che è un tema molto ma e poi anche un discorso legato alla proprietà privata. È che le bestie se ne sbatti le balle che esiste la proprietà privata, per loro che le zese delle ore, è come per tu, è tutto di tutti, noi avevamo nella nostra testa l'idea della proprietà privata, per un cagnetto che frega. Sì, la sua cuccia, probabilmente lui ha una visione della sua cuccia come proprietà privata. Probabilmente della cuccia sì, ma i moschini secondo me no. Ho visto che c'erano anche 2 moschini attaccati che faceva robe. No. E vabbè, allora là insomma te li ha un po' puniti perché non si fa. Non so se eri moschino un'altra vez, però era attaccati, non si fa sta roba in lavandina. Sei lussuriosi. Che uno degli amici mi arriva a casa e si butta in lavandina. Ma cosa fai? Allora, perlomeno li mando fuori o li aspiro con l'aspirapolvere, non minimo. O se organizziamo ce l'abbiamo aspirapolveri grandissime. Così che la sensazione, i peggiori magari li tireremo su in aspirapolvere, capito? Gli amici peggiori. Quindi se c'ho questa grande aspirapolvere della comunità che va a ciucciarli e li metti dentro in un mondo cattivo a parte dove sei il peggio dentro. È un po' Ghostbusters, un po' quella visione del fantasma, no, dal punto di vista Ghostbusters. Allora, noi che avemo oggi
un po' che de robe, una puntata un po' diversa, perché di solito che avevamo l'ospite alle 2:30, Severo. che di solito che diciamo te sta un'oretta, in realtà dopo sta sempre 1 ora e mezza, perché sti ospiti non gli basta mai. Perché come gli ospiti dopo 3 giorni Sì. spuzza, si Sì. diceva. Poi dici, beh, sta 1 ora e mezza, non sai che sentirà l'odore, dici, quei che viene. E Ma perché non sei invece- qua? Perché non sei qua? Eh. Se eri qua, vi accorgevi. E quindi che avevamo questi ospiti di solito che vengono alle 2:30, invece oggi l'ospite, che sarà il sindaco de Muggia, Ah, già diciamo. che avevamo il primo... sì, lo Neanche non lo cuccherlemo, non famo niente. Ma sì, l'importante è che il porti, cioè, Ah, il vieni giusto, qua, perché se che porta qualcosa cuccherle, entra, sì, se no resterà. severo. E lui venirà alle ore 15 Sì, e nel frattempo però noi faremo anche un'altra roba, perché se gratteremo. segratteremo come che fai i moschini a casa mia. E faremo un'altra roba, cioè come che abbiamo detto prima, un video che sta girando da qualche giorno. Ma che sta andando via, mi ero rimasto a 200.000, mi non so dove che sia adesso. Sa che devo guardare. Però io ero rimasto a 200.000 e fa impressione, perché da questi tempi, credeme, smover Facebook da arrivare a 200.000 visualizzazioni, se mezzi miracoli. Sì, se mezzi Sì, miracoli, mezzi quindi ringraziamo Zuckerberg, che ne vuol bene proprio personalmente, sa lui proprio. Se lui, Che cliccava e che ha così avuto un proprio. attimo così, e che ha detto, Sì, ma vabbè, dai, vai. oggi fracchemo sto Mi sono bottone. fatto una ridata al domando. Quindi il prossimo ospite, il primo che venirà qua, forse la conosce, forse. E nel frattempo che verifichiamo, mi mandassi l'altro spottino Montedoro. Bravo, Cosa te Spottino dici? Montedoro, Così nel momento... femo- Guarda che questo è un lavoro del regista vero, Cioè Tite Gazza ha deciso che è il momento giusto per preparare il prossimo ospite all'ingresso e quindi per questo motivo con la tua preparazione registica ti hai deciso di mandare uno spottino in modo che sia tutto quanto dinamico. Bravo. Via. Siamo qui con i famosi e amatissimi Flavio Furian e Massimiliano Cernecca. Frequentate spesso il Montedoro Shopping Center? Sì, molto spesso. Molto. Però ci piace l'ambiente, Vero. specialmente. Cosa apprezzate di più di questo centro commerciale? Forse il parcheggio gratuito? Ma il parcheggio gratuito Sì, ha una sua importanza. ma certo. Però non proprio No. quel dettaglio là, No. più altro, ecco. È l'apertura di domenica a portarvi spesso qui? Sì, ottima scelta questa proprio effettivamente delle domeniche, le però, domeniche sì. però comunque non c'è proprio quel dettaglio a spingerne a frequentare tantissimo. No, se altri motivi, Montedoro, se altri sì. Fortunatissimo per Allora forse ad attrarvi sono i grandi marchi come la Coop, Toys, Arca Planet, OVS. Sì, no, beh, le grandi ma Vabbè, Decathlon, beh, siamo certo. sempre là, Certo che sì, Euro, certo che Coop, sì. sempre, Sì. però non è proprio quello. No, non c'è neanche Sì. quello, è il dettaglio che proprio ne fa scattare. Sì, su un altro. per verità. Ate fortuna, non mancherà. Adesso per concludere, avete qualche suggerimento per migliorare i servizi al pubblico? Sì, se possiamo dare dei consigli, noi pensiamo che quelli della vigilanza sia un pochettino troppo fissai, conservatori nel loro Sì. Invece bisogna andare avanti, bisogna predisporsi. Quello va no? migliorato, va migliorabile. cambiato, secondo me, gente un po' più aperta, perché non Sì. è che essere bacchettoni. Non no? voglio, mi li licenziassi, ma non Sì, per bravo, nulla contro tutti- l'essere umano in per sé, il resto il per centro resto- è largo, spazioso, spazioso. si può fare un sacco di cose. E si torna. Era che bello. Guardavi la nuca, no? Ti guardavo la nuca proprio. Eccomi. Allora, Cernecca, Sì. mi andassi sur l'ospite fuori dalla porta. Sì? Qua c'è tu fio, tra le cose. Sì, tra le cose, sì. C'è tu fio e non te me neanche fatto la firma per la liberatoria se potevo filmarlo. No, come dello- no.
Aspetta che devo sbassare per sbaglio, me sbasso mi. Ecco qua. Sì, te denuncia, era questa la mia intenzione. Sì, giusto. Ok. Vado verso l'ingresso e guardo dai vari cuccherle. Sì. Se che avemo il primo ospite. Ospite c'è. Ospite primo. c'è, guarda se che porta qualcosa. Parde sì, non sono convinto che sia roba alimentare che mi allora- preferisco di solito, però va bene. Vabbè. Dai. Oh, eccola qua. Applauso! Elisa Bombacino. Con degli strani capelli normali. La Bombacino, protagonista di un video che ha fatto un numero esagerato di visualizzazioni. Ora stavo per consegnarti il coso? Sono pronto? Grazie. Tanto con stacca. Ecco, a te che ne portai Cussini. Effettivamente questo divano gli era sprovvisto. Perché mancava effettivamente un tocco femminile e quindi Sì. sì, Sì, puri, mi la piace. purezza, la purezza. Che sì, Allora, siamo noi un de proprio. qua, un de là, tizia mette in mezzo, è sbel. Tiè, guarda, Beh. avevo questo. Guarda se va. Prova sì. Ok. Ce n'è. Funziona. Benissimo. Oh, ce n'è. là. Hola. Oh, buongiorno a Hola, tutti. buongiorno, mettiamo un applauso. Un Perfetto. applauso. Belli applausi finti come nelle sitcom. Esatto. Perché anche le ridate finte. No, però No. posso Quelle brutte. Però mi posso farle. Posso attrezzarmi Per anche mi tu. effettivamente. Oppure vi ricordate come era il Festival Bar degli anni '80 con tutto Sì. registrato Mamma mia, sì. gli applausi. Molto bello. Era Gente molto che bello. urlava. Aspetta che sono stato inquadrato abbastanza bene. Fammi vedere. Sì. No, quel del Festival Bari era tanto figo. Mica ho sempre questo ricordo di Amedeo Minghi. Sì. Perché era il Festival Bar che va sotto, se andai a ascoltare la registrazione, dice costantemente come se fossi tutta l'arena di Verona che Sì. urla. Anche nelle piccole piazze, tra l'altro. Sì, Senza Perché era sopra. solo... Era Amadeo Minghi, non è la verità. E la gente sotto così. Sì. E sotto. Perché era quei sui pergoli. Era Perché era nel caso intorno e quei sui pergoli urlava perché Era- era distanti, voleva far capire che era era. quei Mentre fan. quei che era davanti in presenza, te sa, di solito sono quei fuffignosi, fastidiosi Sì, che sei. giusto. Il sindaco, tipico dei sindaci, che è mai un applauso. Ah, No. La moglie del sindaco, così. Cosa Non così? è vero. Ma E era il ge- figlio era del gente- sindaco si impiccia così. Ma non sai che era tipo Obbligato. Sanremo Messina, era gente in pie. Eh? Sì, Era sì. gente in pie sulle transenne, così. Sì. Perché erano dei figuranti. Sì. Stati obbligati dallo Stato, probabilmente era dei militari. Ma come siamo arrivati a Eh, questo discorso? Stiamo Il parlando. legame- Le robe finte in sottofondo. Le robe finte in Le robe sottofondo, sì. giusto? Allora, Allora, ritorniamo sul pezzo, che Allora- è sul che pezzo. a seconda dei film ha vari significati. Mhm. Dai. In questo caso però parleremo del video che sta andando via come il pan. Sì, anche perché la puntata specifica su Elisa Bombacino che avevamo deciso di farla dopo l'estate, in quanto quest'estate sempre Sempre se se arriva si arriva a l'estate. suonare. Perché Sì. teoricamente noi dovevamo fare 4 dirette Sì. dal Bar G, Sì. ognuna divisa per Ah, anni. E una è sendata. vero, Cioè, questo nel è senso vero. che non si sta fatta perché... Guarda che Non abbiamo è perso. stata fatta. Una che abbiamo persa, quindi che abbiamo pensato, facciamo 4 dirette, una ogni primo lunedì del mese, è una figata questa roba qua. E invece la prima è saltata e oggi vedremo. Vedremo. Non si capisce Oggi- tanto fuori cosa sta succedendo. No, adesso. no, guarda. È caldissimo. Ah, sì? Come caldissimo? Come può essere caldissimo? Vero? Caldissimo, però che c'è delle nuvole bruttissime in fondo. E neve. Ok. E C'è un po' di neve neve. sulle sì. Ma che poi il problema che avevamo noi è che anche se fa 2 iozze non te puoi fare, c'è un casino. No. Tutta No. questa elettronica, no? Come fa? Allora mi chiedo, vedo era un concerto dei Ligabue abbastanza famoso, non so se Campovolo, dove che era, dove che sei tutto il concerto completamente sotto la piova. Come fa? E fa lo stesso. Vabbè, a me mi è vedi che Il capitato... palco era coperto bene. la No, gente- no, Lori era completamente Sì, coperto di piova. veramente. a me mi è capitato a Lignan, mi pare, una delle 6 volte che sono andata a vedere i Simple Mind. 6 6 volte. volte perché sì, vabbè, li amo. E Loriga, devo dire, anche perché non c'è più del primo pel, no? Diciamo, ecco, per cui Loriga continua lo spettacolo all'Arena Alpe Adria Mm. sotto il diluvio universale fino alla fine. Noi non ti dico in che condizioni erimo. Madonna. C'è muri d'acqua. Loriga canta fino alla fine. Ma anche, non so scusa, come- anche con le tastiere. Il che ha spostato delle robe che ha messo, però Jim Kerr era davanti, il cantante era completamente lavato.
Ma anche Ma e perché i microfoni? forse, non forse so, i microfoni delle sopravvivi. robe ovviamente i ha coperto, ma Lori comunque... Microfoni puoi tenere un pochettino, però le tastiere come che entra un po' di acqua di qua, un po' di acqua No, di là, beh, vuol dire che no. va delle coperture Ciao. Probabilmente importanti. la differenza tra noi e Simple Minds è che sì. se mi vado in bar G e mi piovi... Che è successo? Cos'è Aiuto. successo? Aiuto. Vedo È che se caduto muovi qualche l'audio... cosa. Ah, Quindi siamo... e il video si è sparito. Ma se che ha spento la telecamera, allora aspetta un attimo. Allora, per qualche Eccoti. motivo se che ha spento Ciao. la telecamera principale. Aspetta che vado, vedevo che l'audio continuava, invece se che ha spento questa. Chissà perché. Vabbè, Allora, l'ha avuto il suo momento. Abbiamo parlato di Sì. piova. La segari acceso. la E la goria, sega terrorizzata. la sega che gira dall'altra Sì, parte. Meno male proprio- Perché che la sei Forse offesa. lega con me, perché sono arrivata a me Perché la la sei sega... offesa. che gira per qualche motivo Sì. la telecamera. Perché se è una telecamera femminile, cos'è babe che dà fastidio? Perché la sei fastidio. gelosa. Noi siamo tra di noi, insomma, non che dà fastidio, la sei tranquilla. Ma che ha qualche colore quella telecamera? Se è scomparso No. sì, Ok. la fa delle macchiette blu, ma Ok. non so se vuol Che dire che strano, sia strano. accesa. Do you così. want to power on? Powering on la telecamera si sta interessante comunque. Meno male che abbiamo questa qua davanti per il momento, così almeno Ok. arriviamo a gestirsi con Sì. questa. Oh, la vedo, la mia mi pare adesso tipo accesa. Tutto Te dà la sensazione, però se puntata su de mie che Sì. non la vuoi spostarsi di qua, Ma quel dici che sei secondo me relativo. si può risolvere a un certo punto. Oh. RS. Se la gira. Allora, ho fatto un piccolo movimento. Va bene, quindi Sta facendo delle robe. no, se figo secondo me perché questo concetto della diretta va talmente oltre che addirittura la telecamera si può spegnermi. Cioè, non so che capita così spesso questa roba, eh. Allora, non la vuol aspetta. proprio... No, te ma vedi? adesso- Non esisto. No. Vedi? No, proprio se che gira dall'altra parte, poi non te puoi vedere no. proprio. E siccome non era mai successo, se è chiaro che sia colpa Se tua. colpa mia. Sì. È abbastanza chiaro che sia colpa tua. Oppure Fate delle domande. sono talmente piccola che la si rifiuta. Fate delle domande. Allora- Non la vedo, per cui... De solito, come te parli ti della tecnologia quando te esprimi sulla tecnologia? Te parli positivamente o negativamente? Negativamente. Ecco, Sì. ecco, questo è già un dato. Questo così Questo non già su fa tutto, capire non su tutto, che però. se no. gira le vosi e la viene sapere, che magari te la parla male di sua cugina, Rumors. che le ha una cugina, non so, che se, non so, un macchinario che ti dà fastidio, una roba moderna che ti dà fastidio. No, però non mi dà... Beh, intelligenza artificiale un poco. E metti E che il resto sia- no, dai, metti no. che resto- abbia una cugina intelligenza artificiale. può essere, se o una- deficienza però artificiale in questo caso, No, Eh. se una cugina, se un'intelligenza artificiale vendicativa. Allora, il loro Che vedi, Zai se comincia a ribellare. Se Zai inizia. Se è iniziato oggi. Oggi Oggi che è sono iniziato. arrivati. Voi non vedete la telecamera, ma proprio che gira il muso dall'altra parte. Sì, perché la E telecamera- anche così Stacco, facendo- adesso la riattacco, se proprio è una roba che non ho mai visto succedere. Comunque, adesso che la faremo con calma, No, ma mi è connection. bello perché proprio non neanche volendo non esisto. No, proprio non te se vedi. Guarda, mi posso far così però. Guarda, posso fare questa roba qua. Così Sì. che un minimo Ecco. si può vedere. Quindi organizzo Quindi così. ti tocca adesso. stare tutto il tempo, non mi pare No, tanto ma se te comodo. vuoi mi posso fare una roba. Mi metto là lontana con la telecamera e ve punto a tutti. Però è punto anche la mia faccia, in qualche modo. Secondo Sì. me può essere bello. Tanto già mi piacessi che si accendessi, questo secondo me già sarebbe una Sarebbe figata, bello. da un certo punto di vista Sarebbe già una un figa- passo in più. Sarebbe una figata. Comunque, vabbè, Ok. nel frattempo andiamo a vedere anche ma c'è un sacco di commenti. Sì? Sì, nel frattempo. aspettato, ovviamente che non si vede niente, no? Che aspettato che non si vede niente per fare i commenti. Buongiorno Muli, eccolo. Giuliano, dopo Karin, come sempre, che ne scrivi da Graz. E dopo che avevamo il divano della Juve, grazie Elisa, meravigliosa come sempre, scrivi Elena. Patrizia, che scrivi, ciao Moloni, speriamo che per stasera guanti, forse se vedemo. E già, che avevamo... Per stasera non solo guanti, anche dopo sci probabilmente. Così, anche un boot. Vedi, a voi le cose Allora, faccio elettroniche conto, si guastano pure senza piova, sono abbastanza d'accordo. Eccolo, cattivo. Possono essere so. tipo Che così. cattivo. Sa come si chiama quel che compare in tutti i video? Ah, Paolini. Paolini, quello Paolini. che importuna continuamente. Ma te, Flavio, ti si sta inquadrando per ciò che te se vedi? Sì, mi volessi che mi guardai, ho sbagliato qualcosa. Cosa gira dall'altra parte? Però è incredibile sta roba, cioè. Aspetta, adesso che ho rigirato, dovessi essere giusto. Il No, nulla. dai, però. Il nulla, perché il nulla? Non so perché non te se vedi.
Go tocca il schermo. Eccolo, No, vabbè, no. che tocca il Ma schermo. non è vero Sei proprio così. male, sei proprio malissimo, sei proprio Go anche oggi- qual è il codice per C'è la mia faccia il della codice. tua faccia il codice. Allora, Eccolo. No, ma voi vi rendete conto che È c'è... bellissimo. Vabbè. Comunque, Ok. sì, a proposito, Niente. avevamo memoria di una serata a San Giusto. Anche noi. Anche noi. Già. Sì, La sera- boh. Tra l'altro noi avevamo pensato, avevamo già la data di quando rifaremo Becchino Express, che se nel 2034 faremo... Ah, sì? Ah, non sapevo che Bisogna dicevi. parla con calma, che sarà un anno bello. No, era veramente terribile quella volta. Boh. ricordo. Arrivare fino all'ultimo secondo con sto panico di oddio se fa o non si fa, e alla fine che avevamo dovuto saltarci a metà, che metà. avevamo dovuto per forza arrendersi. Beh, insomma, navigava le prese nell'acqua, eh. Sì. Allora mi faccio così, mando un piccolo Manda un video. spot e proviamo a Mando vedere Così nel un frattempo piccolo proviamo a video. metterla a posto. Sì, proviamo a sistemare. Guarda, go, chi se ne frega, mando questo, se l'altro. Montedoro Shopping Center. Io ci vado il lunedì, che chissà che l'ovovia non la montiamo pure qui. Montedoro Shopping Center. Io ci vado il martedì, trovo gente e se ho fortuna qualche nuovo strafaniccio. Montedoro Shopping Center. Io ci andrò mercoledì e che starò tutto il giorno, che se casa mio marito. Montedoro Shopping Center. Io ci vado il giovedì, se do lire go di spendere. Non si male, lo sciogho mi. Montedoro Top Intente. Io ti vado venerdì, perché compro baghe batte, che ti vede il cul, così ha detto ti molto. Montedoro Shopping Center ogni sabato severto. Quando vengo di Croazia, ogni volta con sconcerto. Se domenica sei chiuso e là in Slovenia non sei un boro, prendi macchina, fio, moglie e vieni a trovarne Montedoro. Brividi di bracci. C'è chi viene per i vestitini, chi a far spesa e chi mangiare. Io mi prendo il scavatore, lavorare, lavorare. Ritorno in studio. Allora, gavemo un piccolo aggiornamento, ovvero che praticamente funziona che la telecamera si scarica perché in questo momento il cavo non la sta caricando mentre manda le immagini. Un piano B potesse essere adesso era collegato che si carichi, nel frattempo mettiamo questo in tipo una come posizione telecamera principale tipo in mezzo. e cerchiamo di capire Andiamo a dov'è vedere. che- Oh sì, dai. Sì, dai. Dai, sì. Non sei male, eh? Non sei male, devi girarlo un poco. Così, così, così. Aspetta, voglio vedere che... Eccoci. Ok, adesso girila che ti si vedi un poco anche te. Sì, Gigi. E se non si... Scusa, basta No, avvicinare. vengo sul divano. Via vengo sul divano, Flavio, che problema sei? Ok, quasi. La posizione migliore che mi è venuta. Mhm. Però se devo sbassarlo ancora. Allora, voi restare là sempre perché se Sì. momenti che... Guarda. No, vengo sul divano. Sì, dai, ah, sono qua. perché, Guarda scusa? che bello. Comodo sui tuoi cuscini nuovi. No, benissimo, benissimo. Guarda che ben. Madonna. Guarda Allora. che ben. Questo, devo ammettere che questa robetta qua mi è stata tremendamente... Però va bene lo stesso, se il bordo del computer. Però che siamo? Però intanto che siamo, ne sentì, se tutto quanto che funziona, Sì. se dà un passaggio in più, insomma. Sì, direi. io adesso Ma- metto in carica la telecamera, così almeno che abbiamo questa roba qua. Allora, se parlava di Se questo video... Sì. Di questo video che avevamo fatto l'altro giorno in velocità, perché non mi ricordo, Abbastanza velocità. l'idea era venuta fuori una serata. L'idea è venuta fuori, come sempre, osservavamo me e Max, cioè come sempre, molto spesso tirando sui cavi alla fine di una serata. Ah, Più di qualche parodia è venuta fuori così. vuol dire che il cavi è un momento di meditazione. relax, di meditazione. Quindi era questa, a parte che durante una serata la settimana prima ne aveva richiesto sinceramente, quindi Sì. l'originale, che mi ancora non avevo studiato, non sapevo. Ho detto, boh, la farò, mi impegno, la farò. E poi dopo una serata a Ronchi, mi pare, stavamo tirando sui cavi e Max Ah, perché comincia lei a era in cantare. sottofondo. Lei era in sottofondo, comincia a Perché cantare avevi un delle cranio. cose sopra, cranio, Sì. cranio su quando. E ho detto, ma Max, potessimo fare una roba sul cibo?
no? Mhm. Sì, ma se l'estate, sulle diete. Sì, anche perché Sulle diete in vista uno dell'estate. dei problemi è quando te hai l'idea Luganiche del Cranio, vedi questi parli, 4 minuti dei Luganiche del Della Cranio. fabbrica. Delle cose Una più fabbrica. grasse o che piasi o che fa, sono un po' il simbolo delle cose che non si può, perché Sì. miliardi di robe insomma, per uno che vuole stare diciamo, a dieta o comunque mantenersi in forma. Sicuramente non va a ciorle Luganiche del Cranio. No, non sei Ah, là. no? No, di solito. Ah, devo chiamare allora mia moglie. Eh. Perché non avevo... Ok, non avevo capito che avvertila, era- avvertila. Non Luganiche Cranio, ok. Ecco, per cui Sì. là, e poi devo dire che come sempre Max mi arriva a stupire ogni volta peggio, perché già quella volta De Ailo tiri sulla tazza, sa? Inutile che ti Tiro sulla tazza, sì, perché mi ha sei scritto un un dei- messaggio dalla tazza. Questo non mi ricordavo, sai che dopo Mi sì. proprio mi ha suggerito tutto il resto del video che si è realizzato sulla tazza. Mica scrivo 3/4 dei miei messaggi a Max sulla tazza. Vedi, Non so è un come mai momento di succede questa creatività. roba qua. E quindi sì, mi ha detto Femo quella di Annalisa, cioè vediamo la parodia, eccetera. Solo che mi non ero preparata, diciamo, così velocemente e anche al fatto di andare a cercare i travestimenti, perché l'idea Sì, tua perché era un conto molto... se quando Flavio ha la sua distesa dei vestiti tipo teatro, un conto se quando bisogna appena trovarli. Esatto. Se Quella di Diavolo lo avevo già usato, Ma- però il resto sì, se Max ha avuto l'idea di come fare, che mi capiasse tantissimo questa cosa di mia piccola. è bellissimo, quella roba del Queste frigo, cose che si lì. verde il frigo, Sì. che si dentro, sbagli. Sì. E per farla che avevamo comunque, cioè il problema era che bisogna farli tutto in una mattina Mm. e comunque pensare già, questa cosa è una roba che di solito non faccio perché non ho voglia, di pensare prima le scene, perché se te deve fare Elisa con i 2 pupazzetti che la guarda, te devi dire sì, però la sta sì, guardando certo. dall'alto e quell'altro si inquadra da sotto per far come se due si stessi guardando. Allora dove te fa? Devi fare dall'alto. Per fortuna che uno schermo verde è abbastanza grande. O ti sentada in frigo, come Esatto. te fa a cancellare? Eh. Ho dovuto metterla sentada su una sedia Drio il green coperta screen. al green screen. Ma quindi che aveva fatto prima è il personaggio grande o i pupazzetti piccini? No, prima i registrati? I pupazzetti. Prima i pupazzetti. Prima che ho cantato tutto vestita da angioletto, un paio di volte, con anche i balletti, Sì. dall'alto, poi da diavolo, quindi cambite, con sta parrucca che mangiavo cavei, povera tua Dopo moglie che ha raccolto cavei per... Vabbè, Dopo in pigiama normale. dopo in per- pigiama, Perché- e dopo... Sì, scusa. No, no, questo è perché- dall'alto, scusa, come aveva fatto? Qua, slungando col un'asta bastone. col Ok. bastone Lavorone. che guardava verso Zo, perché doveva essere e la grande che guarda sulla tavola, no? no, guarda che Sì. sempre più genio, lui. Per il- Adesso, se arriva a capire adesso quante visualizzazioni che c'è, Vado a andiamo vedere. Vado a vedere. Perché ieri o l'altro ieri forse 200.000, ieri siamo su 200.000, oggi chi lo sa. Andiamo a vedere, perché comunque sì, Però se- dà sempre allora, soddisfazione, no? perché non lo vedo qua? Lo vedo dal telefono probabilmente. Qua, da qua non si vedi. Condivisioni è 1700. Non- Ieri 200.000 con 1500 condivisioni. effettua il passaggio, devo mettere così vediamo se vedi quanti. Questo sta andando tutto in diretta? Sì, no, Ah, no, lo questo che te rivedi? vedi, no, questo Ok. no, questo no. Questo no, vediamo se c'è scritto. Niente, Niente. non so. Vedere Non le ti visualizzazioni dico. su Facebook non è mai facile. Non si capisce Qualche mai volta niente. compari, qualche volta no. Questo Qualche lo volta noto anche compari. me. Sì, infatti qua mi metti tutte le statistiche tranne quella roba là. Ok. Quindi Mi se arrivo a devo- vedere le visualizzazioni che facciamo noi delle robe nostre solamente dal tablet. Non arrivo a Ecco, sì, a caso, un po' Mm. come Volevo che vederle da capita. altri posti. Mi leggo là sul telefono si sa quante che sei. Però potessi fare una roba, visto che ne abbiamo parlato, potessi mandare il video. Così Manda dopo il video. Ok. Ricommentiamo i singoli Giusto. Ok, mandiamo pezzetti giusto. come che sta. Sì, Allora, il video de Luganiche de che Cragno. ben che se sta su sti cus- Beh, però con Luganiche del Ma Cranio cos'è oggi? allora? Molto bene. però non dovevo pensare a un'apparizione di Giorgione che Giorgione dice dal molto vivo. molto bene. Ah, nel la video, che stava bene. vabbè. Allora, Te tu vedi? capì perché prima volevo mettere Giorgione e partiva Cragno, perché Eh. praticamente ho fatto la copia del file. Oggi non c'è niente da fare. Se è Qua- colpa mia, evidentemente, sa. Ma può essere che sia Max Guasto, sa? Ah, lui tante ogni volte tanto penso ga- che sia Sommi. guasta le robe, magari se guasto lui. Può succedere che se ha spostato una roba Te tante vedi, volte. sei tutto storto, guarda questo non va. sei Comunque tutto- domani mi devo andare da Yakin per 7 volte porto a
rapporti amici così che Salutiamo il nostro amico Guarda, Iachino. se qualche cosa che non funziona, non so. oggi c'è stanchezza, oggi c'è proprio in generale c'è stanchezza, non può funzionare. Ancora meno male che avevamo 1000 telecamere che arriviamo a far funzionare lo stesso. Cioè, beh, questa è stata una risorsa, trovare la posizione, dove metterla, il telefonino, Sì. eccetera. Ricordemos che avevamo questa risorsa, insomma, in Sì, più. sì, sì. Eccoci. Ricordiamo se non posso gestirla, però la funziona. Quindi, Sì. insomma, abbiamo arrivato a refare. Quindi, questo è l'importante, arrivare a refare tutto. Vabbè, provo a vedere se parti. Prova a vedere se parti, Vediamo. magari la ne va bene, eh? Magari sto giro la va. Sa Vediamo. una tanto. Mi sveglio e se è passata solo un'ora. Magnassi un muflon. Sta nuova dieta se fantasticata e prova. Però mi sa me agito trevo la verità. Un mese che prova per cena tutto rigorosamente senza sal mi sento scossa. Ah, il frigo verso ma non lo dovevo fare. Mio Dio, se la Lucani che de cragno, 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 cragno. Troppi giorni che non magno, anche se magno, magno solo zucchete. Sto tremando, sero il frigo scampo urlando e se è una voce che mi mette in croce. E mi chiama cragno, 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 cragno. Anche de notte me le sogno che le ciappa stramusoni le biete. Pregustando, immaginando che mi sfondo ma de robe più concrete. Saria de faste diete senza zucchete. Senza le biete. Senza zucchete. Fatte le casa tua. Un ragù distrutto lardo e burro sarà il mio menù. Far tipo vite al limite non go per cool. La mia nutrizionista che lascia un messaggio che magno. Lugani che de cragno, 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 cragno. Anche co dormo me viene fame. Mi me sogno di tagliarmi salame. Che domando perché a cena mi tocca mangiar fieno. Domani mi la meno e dopo la mando perché stavo calcolando carboidrati, grassi e zuccheri e spero tra palestra e corsa che bilancio il conto delle calorie allo zero. Poi mangio un porco intero, faccio le diete senza zucchete. Senza le diete. Fatte le casa tua. Ma sono solo le 4 e il frigo svuoto. Niente paura, frizzo un uovo. E ricomincio cragno, 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 cragno. Troppi giorni che non magno, anche se magno solo zucchete. E me sfondo quanto magno, la cintura ormai me strenzi. Non sarà da che pianzi senza le biete. Fatte le casa tua. Fatte le casa tua. Fatte le casa tua. Guardo la lista e penso quando con troppa fame me la magno. E la dietologa che mando. Solo un messaggio, 3 parole. Sta lista le cazzate. Fatte le casa tua. Ok. Boh, Scena allora base. lo dirò. Dillo, perché era un finale che Era è un stato finale, tagliato. sì. Perché il sequastro. No. Di guasto. Boh, adesso perlomeno no, No, va, ma che va? su un'altra roba, ma almeno sta caricando, Sta caricando, perché vuol dire che sta tra poco caricando. sarà dei nostri. Una Può roba essere. che mi ha gadito Gioele poco fa, disi quella roba delle ombre. Sì, assolutamente. Effettivamente sì, quella è stata una roba dell'ultimo momento, cioè
guardavo il video e per dare profondità un poco ai pupazzetti ho deciso che era giusto mettere le ombre ai C'è delle diavoli. chicche veramente che se qualche dunga guarda più in grande il video, non solo dal cellulare, Se dei passoni se avanti. veramente No, allora delle dopo, cose, delle perché mi l'ho sempre visto raffinatezze. solo dal tablet e dal telefonino, quindi No, lo guarderò guardilo sulla dalla televisione dopo. Se proprio le ombre Cosa è successo? No, che forse sto arrivando pian pianino, con calma. Ok. Adesso- No, non stiamo esagerando. Non stiamo, non stiamo allargarsi. Intanto sbisico. Sì. No, quel che volevo dirvi è che non so quanti che aspetta oltre la sigla, perché a me mi è capiato tantissimo. Chi che guarda il video, oltre appunto al logo Maxino, che se alla fine, eccetera, se lo sponsor che salutiamo, ma dopo lo sponsor se il finale, vero? Sì, E cosa ancora un succede? tocco in cui- Quindi magari qualche dunga guarda, a qualche dunga si sfuggì. Invece proprio il finale del video è alla fine di tutto, bisogna Ma avere un po' di forse pazienza. arrivo a metterlo. Ma Aspetta. Che se A me mi piace tantissimo. c'è un po' una soddisfazione Ah, schiacciare l'angioletto, secondo sei me dà un po' questa bellissimo. Sei bellissimo. Sei venuto molto bene. Max molto bravo, veramente bravo. Bene, sono contento. Dicevo delle ombre che per dare profondità praticamente te abbiamo dovuto fare scontornare, cavar via il verde, mettere i due pupazzetti completamente in bianco e nero, anzi in grigio, girati zoo e un poco allungati, quindi sul divano vede le ombre, tra l'altro non le ombre dritte ma le fatte anche leggermente così, No, vabbè. perciò che sembri che sia un'unica fonte di luce, no? Se è così. Robete che però è figo perché te lo vedi con e senza se abbastanza differenza. Altro problema che abbiamo avuto è balletto con le verdure. Elisa comincia a fare il balletto con le verdure. Comincio con le zucchette, con le blede, no? Sì. Tutta guarda che ben che sei venuto. Max se gira, mi guarda e mi dici se verdi. Ah, giusto. Ah! Quindi E avete sul dovuto green screen? c'or l'altro screen blu. Sì, perché se no ti deve fare così con una zucchetta verde su sfondo verde, sparissi tutto, le faceva Non tutto era col bene che nulla, faccio capito? cose No. così, no. Perché avevamo due screen, uno verde e uno blu. Perché Per noi fortuna. qua non sai che siamo, qua c'è come Hollywood. Hollywood, con la Hollywood. Altro che. Ma era, Patrizia Disi, Elisa mi raccomando, stasera ricordi della parrucca rossa e le zucchette. Ah, cara. Boh, in caso che arriviamo a Boh. fare la serata, vado in cantina a Beh, ciò. la Le parrucca zucchette rossa, non credo di la averle. parrucca rossa te devi Ma devo c'or. portarla, Cioè, mi già l'avevamo fatto una volta dal vivo e te mega deluso in quanto non Se ti c'è sono una, stata c'è una donna dopo sta a farsi i portatrice. capelli per andare a fare la serata e dopo mi tocca cara. mettermi quelle, oltre quanti capelli rossi gomagnà. Sì, ma le abbiamo trovati ovunque per E giorni. pensa che mi tiravo su anche in bagno. Sì, no, se proprio se che quella parrucca No. si è completamente Sì, sfalda. sì. Vabbè. E Cos'è quindi una parrucca? adesso siamo in questa fase in cui, quando succede ogni tanto che ti fa una canzone che funziona bene, in cui ti dici forse questa qua magari soppianterà qualcun'altra, perché dopo tanti anni di Ailo ho detto chissà che magari, no? Infatti siamo arrivati l'altro giorno a Non fai Monfalcone con Prima quella... che sei arrivato Che mi là, farai, Ailo. Failo. No, prego, te posso fare ma quella nuova, ma mi voglio Ailo. Ailo. Proprio Ailo. Comunque volevo rendersi conto che Ailo ha in dicembre di quest'anno 10 anni. 10 Sì. anni. Comunque ha perso perché alla fine te che ha fatto la nuova non te che ha fatto Ailo. Sì. E sinceramente mi ho veramente dimenticato stavolta, perché ieri sinceramente 10 anni quest'anno. 10 anni. 2014. Veramente? Ah Quindi- sì, perché l'altro giorno, ma forse 2015, perché l'altro giorno che Dicembre scrivevo 2014, scrivevo secondo le robe del libro, chiamata, aspetta fammi vedere, perché adesso il problema è che se mi sta chiamando, se mi sta chiamando è il sindaco, no? No, non sei lui, sarà probabilmente telemarketing, robe. Madonna santa. E adesso però non ci Perché avendo la chiamata là, ovviamente... O magari era qualche che voleva parlarne in diretta. Forse era quel numero, ma non mi chiamava mica su quel numero là, che avevamo l'altro.
Avevamo l'altro. Ah, giusto. È finita di nuovo. Che tra l'altro non è scritto se senti Benon. Questo Beh, già una buona Questo cosa. è positivo. Però Già se una vedi buona- soltanto ogni tanto. Perché adesso Ecco. sì, perché adesso pian piano, mentre si sta Incredibile. caricando la telecamera, oggi è così, oggi va così. Ma oggi quella va- adesso non funziona più. Oggi Sì, va adesso va. così. adesso le Non va- possiamo farne un dramma. Cosa posso fare? Posso aiutarti in qualche No, modo? La porto ma no. là, la rimetto in posizione? Go un'idea però, sa? Dai. Perché Sì. poi c'è questa idea qua, mentre si sta caricando quella, questa Mamma mia, roba qua... di mal de Marse. Sì, così. Cioè, te che hai mai visto, che ne No. so, i pacchi che funzionano così? I No, pacchi? i paccheri. Ah, Oh, là, perché No. mi posso Sì. mettere questo qua, così con anche... Poverissimo. Guarda, questo E così... dite se vedi solo in quell'altra. Esatto, così posso anche cambiare l'inquadratura. No, perché non si abbassa. Dio Se è il mio. massimo del basso. Vabbè, Boh, dai. Dai, c'è già dai, qualcosa. su. C'è già E qualcosa. niente? E niente, che mi sono girato qua. Niente? Vedi? Almeno così sono una roba base doppia. Ti Bene, dirò bene. che se vedi anche meglio di qualsiasi roba che ho mai visto, tra l'altro, in questo genere, quindi sarà da buttare via questa telecamera che c'è. Vabbè. E stavamo pensando se avevi qualche suggerimento di canzoni future da fare, perché così che avevamo tutto un rinnovamento. Allora, delle amico, ho varie parodie. un'idea. Sai che anche questa un pochettino inverti sul cibo, anche se in realtà ha una coerenza per una roba, perché se Senella che la canta, Sì. perché se la canzone nuova dei ricchi e poveri, no? Quella di Sanremo, Quella di no? Sanremo, la considero Sì. nuova, insomma, Sì, perché sì, non nuova, niente sì. di più nuovo, che sta bene, perché vitas è la parola base, e frita sta... Può stare perfettamente come... sta perfettamente in linea con vita e potesse venire facile fare tutte le robe, che qualsiasi roba, cioè è il senso del tutto, potessi essere, che la morale è che qualsiasi roba alla fine nella vita che ti te impani, C'est bon. te frizzi e cioè te puoi impanare anche il carton, ma alla fine diventa buono. Sì. Anche quello, insomma. Quindi quelli che te impani, quelli che te frizzi e te impani diventa buono. È difficile. Infatti, secondo me, le pessime cucine del mondo sono quelle che te le va, che frizzi tutto alla fine. Ah, sì, perché Qualsiasi tu- roba hai frizzi, perché tanto sei facile, viene buono, solo che, Dio, la gente dopo pochi mesi muori del fegato spapolato, però, insomma, quei mesi che ha vissuto felici. Felici, sì. O Coverzer, Onti. qualsiasi roba di spezia, se usa anche da qualche parte. beh. Che te vedi, come se sta roba se scadu o no? Metti spezie che siamo Spezie. sicuri che funzioni bene. Infatti. È vero. Cioè, ma te pensa al nome di bestia, i bisonti, cioè sembra una bestia 2 volte onta. Non avevo mai pensato Non avevo a mai questa- pensato, cioè sì, no, che ho pensato spesso invece ultimamente perché sono mona, ma non perché è giusto pensare che spesso, però che avevo pensato spesso a questa roba qua, bisonti, c'è questa Sì. roba qua. Mm. E l'altro giorno avevo parlato di questa roba molto bella, che è il concorso dei Miss, che in realtà c'è queste Miss che le andare a fare un concorso, però in realtà non era un concorso, lega capì male, il concorso dei Miss si chiama Miss Understanding. Oddio Non mio. non so se apprezzi, ma mi No. par sai beh questa No. roba qua. Boh, se non apprezzate è un problema vostro, perché vuol dire che sei cattivi, però sei bello. Ti sta per mandare un altro video? No, che ho preparato in modo che così dopo fra un poco, quando c'è il sindaco che sta arrivando, che abbiamo già qualcosa da mandare e per essere sicuri che siamo pronti. Ma quindi se chiama il sindaco dal telefonino che ne sta... Probabile che mi chiami a me su quel telefono là che sta inquadrando, che quindi non che rispondiamo e sarà che avrà cambiato probabilmente città. che e non è avrà a posto. cambiato anche idea. Sì, probabilmente Boh, sì. Anche perché il è previsto non tra tantissimo tempo. se No, per No, quel infatti. potessi essere che era lui che mi chiamava, ma io Ah, ho te un numero, vedi. un numero sconosciuto. Vabbè, quindi- numero sconosciuto. Se sei un Quindi no. sindaco ti menziona un numero sconosciuto, te ha le tue responsabilità. Te che signor qualcosa mio, di che te che non qualcosa so, da nascondere, te ha qualcosa da nascondere. Tiriamo fuori gli altarini qua. So, Va bene. Bene. Allora, intanto ringraziamo Elisa Bombacigno per Grazie aver a fatto voi. questo piccolo Sì. intervento. Grazie a voi. Ma stasera, se sonemo dal Bar G, mando Sì. scritta al messaggio promozionale, registreremo la serata e la manderemo una di questi lunedì. Così che avere anche una roba strana, ovvero che avremo un cookerle fatto dal vivo. beh, Sì, anche se una roba Sì. un po' diversa. Non sarà Sì. in diretta, ma voi fai finta che sia in diretta. no, insomma. vivelo come se fosse una diretta, insomma. Tanto non è che
noi se ne vede l'altra settimana siamo tanto diversi, almeno che non tira una testata per strada, su di robe, che non si qualche esclude. nome da lignade, eccetera, eccetera. Ma non potevo mandarla via senza chiedere, ma progetti per il futuro? Progetti per il futuro, Elisa Bombacino? La pace nel mondo. Quali sono? Quella sarebbe veramente Quali bello. sono i tuoi progetti per il futuro, oltre le ferie? Insomma, Continuare a essere sempre più deficiente, perché vedo che mi riesce abbastanza bene. Sì, è vero. Può essere una buona cosa. Sì, mi penso di sì. Ti devi continuare a impegnarti, perché non si sa mai rivadi al massimo. No, certo, però pian pianino godo dei miglioramenti Sì, nella deficienza. Mise secondo anni te. che cerco, anni che cerco sempre migliorarmi, perché non ti so mai arrivare, ricordi? No, no. Non ti sarà mai mona al quadrato. Totale, No, fino però, in fondo. mi Sarà sembra che sempre una parte di te che cercherà di non esserlo. secondo me in questo video però go cammina parecchio rispetto a sono prima. andata bene, ma posso far ricordati peggio. che la luce è in fondo, in fondo, avanti, ti sì. continua imperterrita, va avanti. Mai molar. Mai molare. No, ma promesso. E tra l'altro guarda che avevamo la sorella di Flavio che scrive ma una cover di Apnea, che è quella di Emma Marrone, che devo ammettere che mi fece venire in mente tardi, che se no che avessi fatto diarrea, che stava benissimo Sai che forse sulla canzone di Emma Marrone, però è una canzone che non ascolta più nessuno, quindi insomma Non è stata tanto apprezzata, devo no, dire. quella mancava. Mi dispiace. Insomma, voglio dire il fiocco, ma insomma, è bel dire mi dispiace, insomma. No? Vabbè, mando Bene. quindi un piccolo videetto de Tepano in attesa del prossimo ospite e noi stasera registreremo, se veniamo in bar G, Sì. se vediamo là, e Tra registreremo l'altro, la serata. Domanda, Sì. se arriviamo a suonare, Sì. femo quella roba delle annate? Ma me sa di sì, potremmo fare una serata anni 60 oggi. Se pensava Cioè dal inizialmente. nulla, ma ragazzi, No, erimo già pronti erimo già pronti l'altra volta, tutto preparato, prove, robe. L'altra volta ero pronto, ma stavolta non sono pronto più, mi sono dimenticato tutto. Te se ricordi, Max, che avevamo Sì, fatto anche il prospettino. Che aveva un E prospettino. secondo me si è venuto un brutto tempo perché abbiamo fatto delle Sì. prove serie. E sto giro che noi le avevamo fatte, che migliora il tempo. Forse che la femo, quindi anni 60. A me non mi Sì, ricordo dai. niente, non mi ricordo niente No, dopo te di dico quello che avevamo parlato. te dico me, Zero, neanche Elvis un- Presley, Elvis Elvis Presley, Presley, Randy. No, non era robe difficili. Esatto. Questo sembra un po' del sonno così. Mi sta sbadigliando, tipo Anna Oxa. Secondo no? me i cantanti anni 60 che aveva questa roba qua, che era canzoni anche le morbide, che Zede prima di andare a dormire. Questa Sì, un qua. po' sì. Le scriveva così proprio. no? Così era. Allora, ti non sai Ma che è sono vero, che mi però. è venuto Sì. perché c'è sta roba Dello sbadiglio, che no? sei contagioso. È vero, Sì, eh? il contagioso. Adesso È ti vero. cazza un po' di sbadiglio dentro di te. Cerneca fa finta di niente perché oggi c'è guasto. Però il ga lo stesso il sbadiglio e sarà contagiato un pochettino. No, sta già dormendo Gianneca, che ha fatto un'inquadratura con l'occhio chiuso. Vabbè, allora mi ve saluto, ve ringrazio. Sì. Se vedemo... No? Ci vediamo dopo. Sì, Ci vediamo dico, dopo. dico, grazie a te. Registreremo questa roba che andrà in onda nei prossimi lunedì. Non sappiamo ancora quando, Lui ma non nei sarà prossimi niente, lunedì. sarà un film, sa le solite robe, basta che te il film giusto. Ah, era quello. Il party di nuovo, ma cosa voglio? A me Ogni tanto proprio, sì, te sì, cavoia. sì. Te cavoia. Sarà un film. Te cavoia. Vado di, Ciao quindi a tutti. di artisti Tepano. Grazie Elisa, applausi. Domace Music anche oggi per presentare i singoli dei grandi artisti italiani. E infatti oggi torna qua con noi per voi in esclusiva a presentare il nuovo singolo del disco, signori e signori, Tepano. Ciao fratelli, vengo di là con tutti molto meglio. Guarda che bello che sono così. Benvenuto. Ciao fratelli, sono contento di essere qui con voi. Qui con voi. Molto contento! Come avete notato, Tepano è uno che tiene l'innovazione ma anche Sì, la tradizione, quindi sì. l'autotune lo fa I a mano. codetti proprio. L'autotune a chilometro Chilometro zero. zero. Oggi possiamo finalmente Chilometro parlare zero. del nuovo Perché singolo chilometro dopo la zero. sigla. Cominciamo parlando di ricordi. Qual Sì. è il suo primo ricordo dell'infanzia legato a questo nuovo singolo? Sono già emozionato solo pensando a questa cosa. Guarda, il primo ricordo dell'infanzia che ho è il cudo di mio papà. Il cudo di mio papà mi che proprio senso? ricordo il cudo di mio papà. Vuoi che ti racconto? Ma non mi interessa niente, Allora, è un ricordo bello, volevo sapere. ero piccolo, mio papà aveva questo cudo grande bianco.
Che è una coda che tutti quanti dicevano, mamma mia, che roba, però è una coda bella di mio papà perché è molto generoso. Perché tutti, proprio tutti, potevano entrare in cudo di mio papà. Poi parla lì. di una roba del genere Sì. così volgare del cool, del Il cudo di mio papà, il cudo, l'auto, il cudo. L'auto di mio papà, il cudo. Ah, il cudo, scudo. Pia Cudo. È il Fiat Scudo. Il Pia Cudo di mio papà. Ah, il Fiat Scudo. Sì, avevano 9 poti, bellissimo, tutti potevano entrare, una cosa molto bella, di entrare proprio adesso ho tutti capito. contenti che entravano nel cudo di mio Quindi papà. uno dei primi quando ero ricordi del piccolo è il scudo del le papà. dite. Quindi andavi tutti quanti a fare le gite. Sì, in cudo, tutti quanti in cudo, una cosa molto bella che tapavamo, no? Che non è che andava da solo, no? No, tutti quanti. Mio papà mi ricordo che diceva sempre, dai ragazzi, entrate tutti quanti nel cudo. Tutti insieme. Uno alla botta, Una diceva, volta, perché bisogna essere ordinati. Bisogna essere Uno ordinati. alla botta. Queste bellissime gite tutti quanti in famiglia nel scudo del bello, papà, sì, no? molto bello. Purtroppo dopo avevamo fatto una gita in tanti, lui è tutto contento, ma ti ha rotto cudo. Come mai? Perché è omologato per 9, ma noi eravamo almeno 11 dentro cudo. Giusto, se anche sbagliava. perché Dopo non ti pago lì, dopo ti rompe per poco, per porta che ti rompe cudo. Da questa cosa dobbiamo imparare, cari amici. Un insegnamento. Se uno mette troppe persone nel cudo, ti rompe. Esatto, perché c'è anche scritto sulle istruzioni. Ma dopo che si è rotto il scudo, no? Cosa che avevi fatto? Che avevi comprato un altro? E papà ha dato via cudo. Ha dato via il Fiat scudo. Sì, cudo ti ha dato via. Suo papà non ha più comprato quel tipo di automobile. No, purtroppo no. E mamma ha preso una macchina tua piccolina, quella volta lì, dopo ha cambiato, però prima aveva preso una macchina piccolina che era 127. 127. Quindi... Sì. Quindi ti posso dire, meglio avere 127 che puntiona che un cudo d'otto. Questa è una cosa che voglio dire. Questa è una morale internazionale. Benissimo, grazie Tepano di aver presentato così anche il suo nuovo singolo. Te lo dico, Totto, meglio 127 che puntiona che un cudo. D'otto, con cudo, d'otto. Al prossimo appuntamento con Domace Music. Ciao fratelli. Primo ricordo dell'infanzia. Sono già tanto emozionato, proprio a pensare questa cosa. Lo so, se le emozioni fa questo dei ricordi. Non arriveremo mai. Il primo ricordo dell'infanzia che ho. Guarda, il primo ricordo dell'infanzia che ho è il cudo di... Tutti, proprio tutti potevano entrare in cudo di mio papà. E da... Mi piace come ti te ne guardi, incredulo. Perché tutti, proprio tutti, potevano entrare in cudo di mio papà. Andavi tutti quanti a fare le gite. In cudo, quindi. sì. Adesso arriviamo. Quindi andavi tu. Vai.
Quindi andavi tutti quanti a fare le gite. Cudo, tutti Dai. Papà diceva sempre, dai ragazzi, entrate tutti quanti nel cudo, uno. Poi purtroppo era questa dita, eravamo tutti quanti nel cudo di mio papà. Abbiamo riempito troppo. E si è rotto. È troppo pieno. Quindi queste bellissime gite tutte. Avevamo fatto una dita in tanti. C'è dotto cudo. E come mai? Perché era omologato per 9. Da questa cosa dobbiamo imparare. Che se uno mette troppe persone nel cudo Si rompe. meglio 120 tette che funziona che un cudo dotto. Dio, che fatica. Povero Cernecca che ha perso 2 anni di vita oggi. Se lui non morirà più a 102 anni, ma a 100, è colpa del sforzo che ha fatto oggi. Perché tutti i tecnici adesso si è messo d'accordo per sistemarlo. Cioè, mico che conosciuto Cernecca, il doveva morire a 120 anni, vi dico solo quello. Adesso poi, nel corso degli anni, sono successe delle gap tecniche in vari posti, in varie situazioni. Si è accorciato, però c'è ancora bene. Perché adesso che abbiamo arrivato a far funzionare la telecamera al volo, ma non è che dopo se pretendi di tutto, magari sarà tutto fuori a fuoco, ma non è che adesso staremo là a preoccuparci troppo. Allora, no? dal telefonino, probabilmente dalla TV qualcosa può cambiare, però dal telefonino la visione è vedi buona. bene. Sì. Quindi oggi come... Cioè, te dico perché mi sono bellissimo. Sì, quindi sì. può essere che sia legato al fatto semplicemente che mi sono bellissimo. Uno medio probabilmente viene circa, ecco, diciamo le robe. Comunque, come dicevamo, guarda, così che adesso che dico il cameraman che sbassi un poco, te vedi? Sì. Tic, 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 perché finalmente cameraman sono un imbecille che non Sai che con quella manina che il gaccio non vuole fare niente, cioè, che solo di alzare e sbassare la manina non vuole fare niente, mus de homo. Gavemo, come Gavemo e dopo vuoi lavorare, no? Dopo Sì, vuoi che dopo te li sì. assumi, sì, assumi me, e dopo neanche girare un ammancio. No, perché è anche il questione di esperienza, no? Se sta gente non ha esperienza non si sa come che si metti a fare ste robe. Comunque, abbiamo detto che avevamo l'ospite. Avevamo l'ospite d'onore, insomma, se la prima autorità, se non mi sbaglio, che viene in questo studio. Sì, e era uno dei primi che doveva venire come ospite. Però. E il mega ha detto, guarda, mi venissi, ma e mega mandava una foto. Che non era lui che faceva il dito medio, non era, poi mega mandava una foto del perché, che adesso che ne parleremo. Allora, siccome adesso Gorivado nel giro di 5 minuti a riattivare la telecamera, farla funzionare via wifi, attaccare la corrente, rifare le inquadrature, non pretenderei adesso che funzioni anche questo, no? Quindi insomma, stiamo esagerando. Va a vedere se arriva l'ospite. Andiamo a vedere, eccolo qua, siamo sulla porta, sono quasi arrivato. C'è, da sopra e da sotto lo vedo. Sì. Eccolo qui, signori, il sindaco di Muggia. Paolo Polidori, benvenuto. Eccolo qua. Allora che ha portato anche i regali, te vedi? Che ha portato... No, giustamente, visto che Elisa che porta i cuscini bianchi, prova a vedere col microfono se ti arrivi a sentire qualcosa. Ecco, mi me sento. Sentite. Col microfono, scusa che con le gambe un po'. Allora, aspetta, tanto fermo che ti inquadro giusto, perché sei anche giusto. Guarda che bellezza. Allora, guarda che bello. Non viene bel come me, ma insomma, dai. Potrò spiegare perché queste due robe? Sì, certo. Perché sennò, no, è giusto. Pensa che sono un pochettino. È giusto. No? Pensa le streghe. No, questi qua sono i padacussini. I padacussini, se verdi, non si fa campagna elettorale, no? No, manca una settimana, questo del colore, e poi ho portato un regalo, i padacussini. Grazie. Che sta bene anche col bianco, perché... Zein Padan. Zein Pandan, si dice, cosa Zein Pandan. Però guarda che ben che sta adesso. Cioè, che avevo un divanetto
che con pochi tocchi diventa Sì, del tutto rispetto, guarda. un signor divanetto, Adesso super. Adesso sono un vero divano. Allora, l'altra volta che parlavamo, appunto, che te avevo chiamato, che avevo mandato un messaggio, ma allora ti arrivassi a venire lunedì prossimo, no? Ti te mandavo una foto dall'ospedale, tipo. Ah, è vero. Con- Infatti, sono ancora con la gamba così, faccio finta perché era una scusa prima, ma per farla più vera. Ah, ti mai apposta. Dopo un mese e mezzo stavo ancora male, no? Quindi Non si ricordava, infatti, che ho detto neanche non si ricordava No, che stava. è vero, Cosa che ha è fatto? vero. Cosa è successo? mi devo cambiare il ginocchio. Ti ha cambiato il ginocchio? E ogni 4 anni, se ogni tot deve cambiare. Tagliando che ho fatto. Hai fatto il tagliando, sì. Questa roba di sport o... È roba di sport. Il sport fa ben, fa tanto sport che vedo su me, cartilagini, menischi. No? E quindi fa bene. Te sono sportivo, ti? Sì. Sì, voglio continuare a esserlo, speriamo. Sì, questo giochi di calcio. Calcio con Mollà da tempo, ok. perché se... No, tennis, volessi continuare a giocare un pochettino a tennis. Dai, sono bravo? Beh, insomma, me la cavavo, dai. Dai, sì. Bon. Per chi sa, ma voi non so se sapete, No. in terza categoria sono stato. Ah, un giocatore allora, Un cioè, non giocatore, per finta. giocatore. Ah, Sì. ma allora sono un giocatore per vero, sei in categoria, se è vero. Io ero in Ma categoria. dai, mi con la scusa perché mi facevo cominciavo a fare pianoforte mentre suonavo, mentre giocavo a tennis, ho cominciato a suonare pianoforte. E la maestra del pianoforte mi ha detto: sì, però il tennis ti devi indurire il polso. E quindi mi dice forte di mollare. di mollarlo. Allora mi ha detto: guarda, peccato perché avevo un futuro Quindi nel tennis. tira e molla. Io ero proprio un campione annunciato, ma purtroppo. E dopo, alla fine, cosa sono diventato? Dico come la tennis, ho detto che fa troppa fatica, troppo lettore. È il giorno che il Gamollai che ha regalato la sua racchetta a un bambino rosso rizzo che abitava su Che per ha le detto, cosa Alte, mi faccio di sta che roba? abitava su per le Alte là, Peccatore, faceva altri che Che quella sport. volta sciava, magari sarebbe Sì, diventato campione di sci. sì. È lui che ha detto tu non devi sciare più, che ha detto. E che ha dato E un'archetta pensava che era le ciaspole invece. e gli ha dato un'archetta e si è messo sul piede. Ho detto, Mammona, ti mostro me, guarda, questo è Sì. il dritto, chiudi quelle robe là. E gli ha detto, grazie di questo regalo che mi hai fatta. Era contentissimo e da quel giorno sei nato Sinner. Pazzesco, E se tutto insomma, merito e ti ringrazio ogni giorno. Maxino. Ogni giorno. Ogni giorno ti ringraziare. Non ha fatto uno split dei suoi Ringrazio guadagni. Neanche Mazzino un che mezzo mi ha fatto... però un bonifichetto a fine Roland Garros lo potevamo dare. Poteva Mi sono farlo. rimasto male. Io ero sicuro che Ma lo questo mi ha faceva. detto che fa, ma non te lo dici a te però. No, io devo Che fa, qualche volta. Ah sì? Sì, infatti, ogni tot mi compro una casetta in giro per il mondo. Ah, Sì. ma sei vergognoso questa roba qua, perché io non pretendevo niente da te, non pretendevo neanche un regalo per quelle robe là che ti E arrivavano. non te lo vabbè. hai neanche detto. Potevi Pazzesco. dirmelo tranquillamente, non sarebbe rimasto neanche male. Regali che una racchetta anche lui, dai, che magari... Allora, no, parliamo delle robe serie. Contributi per chi fa televisione all'interno del comune Muia. A Muia. Ti capiasso? Cioè, beh, Questa non me l'aspettavo, mi ha ma colpito neanche il qui non cuore me proprio. l'aspettavo. Mi ha colpito il cuore. Tutto sto guarda. giro per arrivare Era- qua, no? Insomma, Infatti, sì, se tutto il consiglio comunale uno alla volta sarà ogni settimana finché li convincevano. Ecco, vi sono l'ultimo. No, Non so il sì, primo. no, l'ultimo. Eh. Mi ha dato di tutti. No, soldi sarà che noi non che saremo. però. Boh, Quindi, allora, te mettemi in lista. mettiamo in e- lista, sì. Per le nipoti, dai. No, adesso che abbiamo quelli del Fogolar, perché prima del Fogolar, quelli di Udine, no? Partiamo da Fogolar lontano, Furlan. chiediamo soldi a loro prima, no? No, sono una bella idea. No, me sono me una crede bella o idea. no? Perché noi del territorio partimmo da lontano, no? E allora voi quindi per, cominciamo dal arrivate nord. per ultimi, no? Ecco. Qua siamo al sud. E per ultimi sud della arriveremo a regione. Muia, sì. Ma è strana sta roba, però insomma. Siamo a Napoli della regione. No, noi non siamo napoletani. Vabbè. Comunque, quando volevamo chiamarti all'inizio, era tra l'altro penso appena finì il carnevale, era il quando momento comincia la giusto, trasmissione. Era un argomento che in quel momento che interessava a tutti, adesso niente. Quindi Adesso niente. la trasmissione è Boh, finita, grazie. Grazie, va bene, è stato bello. No, come se erimo curiosi del sapere, chiaro che sono un vespaio di polemiche, come che se andà questa idea del carnevale senza il come si chiama? Il palacarnevale. Il palacarnevale. Mi non mi cioè adesso lo dico perché mi non sono appassionatissimo del carnevale. Non mi pareva mai come idea. Adesso però Eccolo. adesso Eccolo, Longhi. Adesso te hai detto quelle robe che non te devi dirti, ricordati, non dir mai non che avere te potessi opinioni. piacerlo via, non dirlo mai che te potessi piacerlo via e non dir mai che sia giusto togliere il palacarnevale. Non toglierlo.
però non era Però mai, una non so, Una roba vedere... piccia così, no. Era una? Ti volevi una roba più piccia, ma una roba Sì, così no, carina. mi dispiaceva vedere tanti muli un po' disfadi dopo una certa ora, magari tornavamo da qualche serata tardi, te vedi che era Celti veramente malissimo, ma mi dispiaceva per Lori. E quindi, ma non lui so non come che pensa... dispiaceva. No, lui era Che felicissimi dispiaceva. probabilmente, anche qui che vomitava per te. Insomma, sono un argomento complicato, mi rendo conto che mica non sono appassionato di discoteche, dico chi se ne frega, come il calcio, Certo, se me domani dici che il calcio si finì, mi dico vabbè. Quindi Aspetta, ovvio che non sono toccato. aspetta, voglio rovinarti la vita fino Vai, in fondo. vai. Quindi se dopo domani ti dici da adesso lo stadio lo usiamo solamente per i concerti. Ma allora, mi intanto Dove firmo? domenica vado a vedere Pezzali e cagherò su quel campo. Scherzo, non si può. Estratto di questo pezzo, neanche fine per- della vita neanche del per Cervecca. scherzo, neanche Ma per no, scherzo. se perché questa roba qua fa crescere l'erbetta bene. Esatto, guarda che lui mega caga in orto da quel giorno. Sì, ma sarà un ciuffo grande così. E Così, dopo solo là con scritto hanno ucciso l'uomo ragno. Non so. Comunque no, a parte i scherzi, Giochiamo qua il sindaco. Oh, piglio con l'armonade. abbiamo fatto una domanda da mezz'ora se finì la puntata. Sì, grazie. Comunque questo volevo dire del Pallacarnevale, Sì. per cui ecco, Sì. questo basta. Cosa ha risposto a me? Sì. Allora, il Pallacarnevale, no, a parte che sei nato per portare la gente, quei fora, quei un poco diciamo imbriaghi, fuori del centro di Muglia nel momento in cui serravi i locali. Questa sta l'idea del Pallacarnevale e che funziona nei primi anni. Solo che dopodiché che ha fatto la roba inversa, perché zuccava dentro, se puoi dire così, se puoi parlare così, no? Sì, Zuccava Parla dentro. come che te se senti di Zuccava parlare. dentro, lo Zuccava dico anche in dentro, consiglio beh, comunale, sì. no? Zucca Sì. dentro e il consigliere che si è fuori, boh. E che ha cominciato a portare gente un poco così, Lole, no? Difficile, Lole. Che veniva apposta. Che veniva apposta, i caricava i pullman, cioè venivano migliaia di persone, anche perché Ok. i pullman triplicati, passava uno ogni 5 minuti, arrivava 150 persone ogni 5 minuti. E sta roba che portava un casino, perché dopo alla fine crea problemi. Mi arrivavano i vichinghi praticamente a un Sì, certo punto. cioè, mi diceva la polizia, quando arrivava e si verzeva le porte dell'autobus che doveva controllarli, veniva fuori un muro, una zaffata di tutto, di hashish, di alcol, di roba, di vomito. Era una roba impressionante. Quindi non era più una roba dei muiesani. Non era assolutamente una roba di dei chi che muiesani. andava apposta perché era in libertà di farsi Esatto, casino. è ovvio che dispiace da una parte perché era un posto dove si poteva divertire, però vi posso assicurare questa scelta è stata fatta a rischio e pericolo, perché se andava male potevo già andare no, su per le alte con Rosso Carota a giocare a tennis e si è andata benissimo, perché da 2 anni la gente continua a dirne che sei stati i più bei carnevali che te non vedi. si ricorda. Ah. Vi dico dal punto di vista dell'ordine pubblico, da 15-20 come etilici ogni sera, più tutto il resto che viene fuori, siamo arrivati a un sabato sera, un sabato notte dove non ci sta neanche un come etilico. Neanche del sindaco. Neanche del sindaco, tanto è vero che un convento bellissimo che sta, che tra l'altro era un mio amico, no? Sabato senza neanche un come etilico il carnevale a Muglia non si può sentire. No, però secondo me là bisogna fare un lavoro un pochettino da tribù. Nel senso, ogni anno scegliere l'unico che si manda in come etilico e se lo venera, se lo mette, se che puta deve bere, lui devi bere qualsiasi roba che se che dà. Sei un e lui autista delle autobus, tra l'altro, questo. Sì, sei l'ultimo che porta il bus a Trieste, sei l'ultimo che guida le aventi. Premio come etilico città de Muglia. È bellissimo. Figone, Questa roba qua c'è, resta Ci nella sto. storia, Gli sa che stago. sei l'unico. Gli stago, sì. E il premio si è fatto al contrario, perché se la base è su uno così per terra, devi metterlo in alto tipo le piante che picca. È il premio della base, che sei il Della fatto di base. tirare sopra. Attaccate sopra con i piedi, bellissimo. Quindi però finisce anche e i locali se lamentate No, i locali benissimo, perché c'è sta comunque un casino di gente, c'è sta divertimento, ovvio, c'è sta qualche problema, c'è sta, perché se Vabbè, ma tutta quella gente che inevitabile, era c'è veramente, però questa scelta qua ga pagà, perché non far venire tra l'altro gli autobus rinforzati, ha permesso di venire a quella gente di venire in misura minore, quindi comunque qualche difficoltà che ha avuto. Purtroppo per il divertimento, ma un certo tipo di divertimento, il Pallacarnevale non era più, però la gente si era divertita in piazza, ma anche in Piazza Repubblica, nei posti del centro storico. Certo. E quindi a tantissima gente che ne ha fatto i complimenti, questo devo dirlo.
Ok, e quei che critica cosa dici? Quei che critica non gli ha detto più niente, gli diceva all'inizio ok, parla carnevale, venire a Ciorve a casa e ben piccherà per i pie, no? sì? Sì, no, ha detto sarà una roba disastrosa, adesso faccio nomi e cognomi, no, lasciamo stare. Ma fa solo i cognomi, però dire anche i nomi. I buttava a nero, no? Cioè dice, te vedrà che roba che vignerà, quei che ha distrutto il carnevale, dopodiché non se li ha più sentiti, ma neanche un commento. Quindi vuol dire, ecco, lasciamo per i commenti positivi, ma se non sei quei detrattori che ti fai il commento negativo, vuol dire che sei andato benissimo. Perché probabilmente quei che avessi commentato più negativamente era quel tipo di persona che non te vuoi che venga alla fine. Sì, ma a parte che non vedeva l'ora di buttarmi quella roba che ti dice. No, vabbè, no? Sì. Vabbè, ma ecco, anche una roba che per me seria impossibile far politica, fegato, no? se la gestione delle polemiche su qualsiasi roba, cioè nel senso, non so se è peggio essere vice sindaco di Trieste o sindaco di Muia. Sindaco di Muia. Sindaco di Muia, ok. Sindaco di Muia, perché comunque te qualsiasi roba. Almeno che aveva il paravento di piazza, no? Colpa sua. Con la Sacher e guarda, se non guarda. E mi ho detto a me di dire che così, dopo il paravento, mi ho detto, di questa roba qua, e ha detto era perfetto così, era perfetto, potevi sfogarti, se non potevi ciò, guarda. Ha comunque un buon autore anche di piazza, comunque anche se non sono più comunque se vuoi che suggerisce roba meravigliosa. Non ho ancora capito autori di un certo livello. No, sei bravissimi. E quindi è pezzo perché te li incontri tutti per strada. Tutti, infatti, altro che il sindaco, come diceva qualcuno, se è meglio essere primi in Gallia che secondi a Roma, mio amico di tanti anni fa, no? E no, così è il sindaco, se quel che ciappa nel bene o nel male tutto quanto, e quindi te devi mediare, te devi stare qui il stomaco, no, il fegato. No, ascolta, quel casino che ha fatto le mareggiate si è risolto? Sì. Allora, si è risolto, stata per Lazzaretto l'abbiamo aperta prima del Barcola, perché era la gara tra me di piazza di prima e l'ho vinto no, manca perché abbiamo messo tutti gli scogli, no, che fa da protezione, perché non era, perché non so se vi ricordate, ma scogli non era soltanto un qua, un là, un su. Ok, e questa roba qua non ha protetto. Non ha protetto, non ha fatto da barriera per il mare, manca ancora un tocco, ma adesso che si è finita l'emergenza stavo cercando di vedere se c'è ancora la possibilità di avere un finanziamento per finire i lavori per andare fino a Lazzaretto, no? E quindi su quella abbiamo protetto gran parte della strada e tutto anche la punta sottile, insomma è stato veramente un bel lavoro e devo dire fatto in tempi, insomma, abbiamo salvato la stagione. Adesso c'è ancora i 2 stabilimenti là, no? Che le piattaforme ho visto, fin là si arriva bagno Gabriele che spacca completamente tutti i travi del cemento, sì, sta una roba. Adesso grazie alla regione sta mettendo a posto sia Opera Figlia del Popolo che il bagno Gabriele, per cui anche Lori dovessi essere in grado di riaprire quella stagione, per cui direi alla fine è positivo. Insomma è ovvio che abbiamo messo in sicurezza per un bel tratto di costa e quindi direi che c'è ancora un poco da fare. C'è la questione dell'acqua alta, sapete che abbiamo fatto quella prova con la cintura nel Mandracchio di una barriera, probabilmente c'è dei scagni che si liga uno con l'altro, ma va bene se parlo così? Sì, è obbligatorio parlare così. Se no dicevo... No, vai. Ci sono degli scagni. Degli scagni che se stai ligati e probabilmente che ha fatto una cintura attorno a Mandracchio, adesso abbiamo fatto la prova, no? Però è qui che dovrà finire non dalle mareggiate ma dall'acqua alta. Quando salirà che ha fatto danni il centro storico, è una prova, se sperimentale, se funziona abbiamo fatto bingo, però penso che vale la pena spendere 50.000 euro per risparmiare 350, come è successo nel 2019, 350.000 euro di danni in una volta sola. Madonna. E quindi vedremo con le prossime, si spera di no, ma sarà mareggiate, acqua alta sarà sicuro, e per cui vedremo se funziona. Insomma, secondo me è una bella iniziativa. È una specie di nipotin del Mose. Sì, un mosetto. Mi fracco il bottone e queste robe si alza così, no? Scagnetti uno alla volta. No, ma comunque vedremo. Se funziona, metteremo anche in sicurezza altre zone del centro storico, no?
Figo, però. No, vabbè, questo non sapevo. Quella prima acqua alta facciamo così venire a vedere. Veniamo a faccare il tasto. Sì, ma stai dall'altra parte. Mi sta ok. qua, voi state di là. È giusto perché bisogna far vedere, è giusto. Quando non si senti più la mia voce che stavo parlando vuol dire che sei andata male. Esatto. Se mi parlo della vuol dire che funziona. Perfetto. Non so, sempre de robe, de proposte per Muia che avevamo qua l'altro giorno, Polizia Micor, Municipale sì. Micor, che te conoscerai Sì. sicuramente, che proponeva una roba già da tanti anni per Muggia. Non so, secondo me questa qua non c'entra la parte politica, questa è una roba che per Muggia funziona. In mezzo al mare un gigantesco specchio che si alza. Così da Muia te vedi Muia praticamente. È un'idea che mi appoggio magari raccogliendo. No, certo, perché uno dice, no, comprare se è una bella casa con una bellissima facciata. A me non me la guardo, ma non arrivo a guardarmela. A me non me la guardo. Cioè, dovessi pagare quel che compra di fronte, che vedi casa mia, dovessi lui comprare. Te che dici, quel che avete scusa, mi mandi un video per favore ogni tanto. Invece uscite se alzi e te se vardi a faccia dalla finestra. Ma guarda che bel posto dove che vivo. Guarda che roba. Allora che ha senso, ti capisci? Amico che ha fatto così, vabbè, ma parlerò con lui. Sì, un grande specchio. E invece una roba che volevo, ma questa cosa è un po' curiosità mia, no? Tipo ad esempio questa Parenzana gigante, la pista ciclabile che arriva fin là dell'Ospo, e dopo penso che sia una roba complicatissima collegarsi a dopo, quando si può fare in qualche modo di fare un unico giro. No, aspetta, allora su questo mi voglio che tutti i cicloturisti passi per Muia. Sì. Perché, scusa, in questo momento chi arriva a Muia, come diceva anche Bussani, arriva per sbaglio, ma è vero, in un certo senso, no? Perché quando ti arrivi là a Parenzana te bypassi Muia ti arrivi oltre. E quindi ciao. Cioè, noi vogliamo cicloturisti a meno che passi per Muia. E quindi ma se arriva da là e fa il giro. No, ma che arrivi praticamente sull'Ospo invece di Tagliara, con l'Ospo ovviamente, ma dovremmo fare tutte piste ciclabili o ciclopedonali. Perché c'è il ponte, immagino. Sì, ma il ponte, allora, se già hai i soldi per poterlo cambiare. Ah sì? Per esempio, oppure per fare la passerella ciclopedonale. Quindi là te cominci con un tocco. Dopo te ga il parco dell'Ospo dove c'è già la ciclabile. Oltre, dopo se via Trieste te puoi fare un tocco del ciclopedonale. Comunque stiamo studiando tocco per tocco. Altro tocco importante è il Mandrachio, perché nel momento in cui te slarghi la galleria, dopo arriveremo a quel magari, no? Perché te slarghi la galleria, te la fa 2 corsie, te rendi pedonale il Mandrachio e quindi te puoi fare il passaggio delle bici là. Dopo se lungomare Venezia e via. Porto San Rocco, diciamo manca il tocco da Porto San Rocco a Boa. Manca ancora qualche tocco, però se anche là se progetti e quindi, allora per rendere pedonale il Mandrachio che vuoi che sia fatti lavorare la galleria. Perché adesso quindi, là diventasse il doppio senso e il Mandrachio pedonale con ciclabile. Sì, esatto. Ok. Che non penso che sia una roba brutta, no? Almeno a livello turistico sicuramente è una figata. Cioè, posso pensare tutte le zone ciclopedonali del mondo, voglio dire, se in questo momento sempre più gettonate, voglio dire, ha sempre avuto un bel successo, è una zona bellissima tra l'altro. Parentesi, visto che qualcuno in consiglio comunale, ovviamente quei che si contrari la galleria, dice ma no, ha detto ma sa che se è così, il Mandrachio è così perché quando te passi in macchina te puoi vedere le barche, l'acqua passando in macchina, no? Allora se è meglio tenerlo non pedonale, no? Ma far passare le macchine come passa adesso. Mi dico, sai che mi avete un'idea? Che dirò di piazza che faccio una bella rotatoria in Piazza Unità, così tutte le macchine passano di là e vedi che bei palazzi che c'è. È un'ideona, Sì, è proprio il principio del vuol dire, a parte di fondo. Come te fa a pensare che una zona così bella possa continuare ad essere invasa dalle macchine? Cioè, nel momento in cui tutti i centri storici si pedonalizzai. No? E l'unico altro passaggio della galleria, non c'è altra roba, nessuna possibilità. No, non c'è altri passaggi. Abbiamo provato, vi ricordate il tubone di piazza di 20 anni fa che costeria 100? No, questo non so, cosa è il tubone di piazza? No, mi ricordavo cos'era il bruco, come si chiamava? No, il lombrico. Il lombrico, il famoso lombrico. No, di piazza che aveva portato avanti il tubone sottomarino, che praticamente parti da dove era l'Hotel Lido, e te bypassa il centro del Muia, no? Costa però sottomarino un po' dei problemi, 105-110 milioni. Stiamo parlando di una galleria che costa 20, non è pochi, ma costa 20. Altri che aveva detto femo il bypass dall'altra parte con tunnel, con sopraelevate, cioè anche là costa 120 e 130 milioni. Queste sono le alternative. Purtroppo a Muia si è costruito in modo tale che è difficile passare da una parte all'altra. Quando il Laga Fata non era previsto per le macchine. Nel 1400, nel 1300 non era previsto e non era... Col carro te passavi ma in qualche modo, no? Però
E però questo qua secondo me è una roba che non si può non fare. Anche là sento di tutto, sento veramente i detrattori della galleria, no? Perché ho detto, ma ragazzi, ma siamo contro... Vuol dire, c'è una parte del progresso, c'è un'opera che permetterà di bypassare Muia in maniera molto più semplice, molto più veloce, anche se vogliamo. Ma come funzionano le abitazioni, se robe? Se sono abitazioni, però ragazzi, esistono le metropolitane, mica ho anche detto, vi informo che esistono le metropolitane nel mondo e scava... Qui capitava a dormire in metropolitana, no? Le metropolitane nel senso che ti scavi sotto le città, quindi sotto le case, esiste la tecnologia per fare i tunnel sotto. Ah, quindi non sei rimuovere le case, ma sei lavorare sotto. Esatto, sotto. Sì, esatto. Quindi le case, voglio dire, sarà salvaguardate, sarà fatto il monitoraggio costantemente, poi adesso c'è delle tecniche molto meno invasive dal punto di vista delle vibrazioni, per cui te avrà ancora meno rischi, a rischio zero non esiste nessuno. Perché mica avevo capito che era preoccupazione della gente, proprio per pur parlare, sentito dire che deve essere mandati via dalle loro case, dalle abitazioni. No, allora, se solo, allora, diciamo, partendo da via Roma, quindi nell'uscita, diciamo, a sud, come si dice, mi non capisco mai perché Muia è tutta girata e il sud penso che sia il nord, non ho ancora capito bene, no? Però da via Roma, diciamo, dal centro storico, era un palazzo grande che è il Palazzo Zaccaria, no? Che era 10 appartamenti, anzi 12 mi pare, e l'ipotesi iniziale era che era debuttare lo zoo, ma era soltanto un'ipotesi che abbiamo visto che potevamo non farlo. Quindi alla fine non c'è nessun palazzo. Dall'altra parte però c'è il bar ex Catai, quella che è una costruzione abbastanza piccola, a 2 piani, dove c'è il bar è chiuso, c'è un'abitazione sopra, ma con gli indennizi si arriverà a fare. Poi sa che è la sede dei comunisti, là vicino, allora, quindi lui li ha tirato ecco, in realtà della galleria che frega niente. No, mega vesgamma. Tutta sta roba è per buttare. Ma guarda ti che la cosa posso fare per buttare che giù la sede comunista? Femo una galleria, via, fatta. Vabbè, mega becca. Ma mi comunque controlla, siccome abito là sopra la galleria, farò come i veci, mi affaccerò ogni giorno così e controllerò i lavori. Devi in cantiere con le mande Drio, però. No, con le mande Drio. No, aspetta, se ti abiti sulla galleria, ti devi finire di fare quella strada per 6 anni. Fai i lavori, devi fare portare le tastiere a man. C'è il problema effettivamente della salita delle mura. Quella, esattamente. Quella è là. Allora, ciao Cernecca. Ciao, salite il problema salire delle mura è il mio problema. Sì. No, ma c'è anche il mio, perché mi stavo su in Salito Baldini in alto, per cui ogni giorno ma ti puoi fare Pianezia, no? Salito Baldini. No? Sì, ma faccio il giro sì, signor, mi sta un poco più del castello. Vabbè, ma abbiamo calcolato che c'è circa 50 sfigati. Se costi benefici 50 sfigati se li potevo permettere, dai. No, adesso no, per gli altri 49 che magari se metti l'allarme, però salite le mura stiamo vedendo in tutti i modi di chiuderla il minimo tempo possibile. Cioè, tipo la galleria di Montebello, il minimo tempo. Sì, non più di 7 anni. Perché mi l'avevo vista salite le mura, mi così, cioè se un tram a Trieste che non si usa. Mettemolo. Lo spostiamo, andiamo su di là con quella. Sotto quella altra roba. Pensa sta cittadina del Marco, il tram che va su, sotto sta galleria nuova, la ciclabile con il pedonale. Sarebbe così di gente. Mettiamo anche il tubone di piazza a sto punto. Mettiamo, giusto per cagarla fuori il bucaio. Ma sì, mettiamo anche quelli. Sì. Perché aveva la proposta, no, di piazza che avevo una proposta, ero però in versione di piazza che aveva questa proposta di fare un ponte che parti da Piazza Unità e arriva in supermercato suo. Era che si chiama questo qua sì, quel zoo che adesso non so se è più no, se suo, penso che lo cavi in affitto quella. Ah, ok, però se suo. Insomma, ecco, allora te puoi parlare con lui, adesso è il momento giusto, fare direttamente un ponte che va di da là a Trieste Muia, si chiama di piazza in piazza, di piazza della piazza, esatto, e questo ponte dritto e te risolve tutto fuori. Quindi che roba te passi solo alle case del Porto San Rocco che sei tutti molto tranquilli e pacati quindi sì. Beh, ma una sponsorizzazione potessi cacciarla però, no? Sì, metti i cartelli lungo no, bisogna passare per il negozio, se proprio se passa là, spesa minima 20 euro e uscita. No, se tipo McDrive te passi, te ordini in macchina della sacchetta, pasta, bellissimo. Scherzi.
Figo, bellissimo. Avevamo delle idee, mica che venimo qua per non dirte niente. Abbiamo dato 2 idee, darne dei contributi. No, ma adesso Dato che ho scoperto che darò su API per 7 anni, dovrò fare il giro per la Slovenia e l'ho scoperto oggi. Dato ho detto che ho scoperto, che bello, allora non mi devi tirare giù le case, wow, che bello. No, però ti sono. Però Anna che te caverà, sarà 7 anni importanti, perché è stata salita, sei tipo 7 anni in Tibet, si sentirà Brad Pitt per un periodo lungo. Che zali faccio, perché dopo il fumo è la salita, solo che bisogna fare con la tastiera, con le casse, con le... No, ma metteremo i montacarichi, faremo qualcosa. Faremo, sì, con i montacarichi. No, comunque adesso studieremo la cosa, sono abbastanza ottimista su questo perché tenere la galleria chiusa con salita e le mura chiusa è abbastanza casino, voglio dire, no? Dopo che avrà il Mandracchio aperto in direzione Trieste comunque, no? Cioè quando sarà la galleria chiusa il Mandracchio sarà aperto. Ok. Nell'altra direzione, adesso verso diciamo da Lazzaretto a Trieste. In quando sarà proprio chiusa? Nel momento, sì, parliamo dei lavori. E quindi dovrà fare... Oh Madonna. Tornando invece di ciappare la galleria, si ciappa il Mandracchio, quindi non cambia assolutamente niente, anzi non usa neanche il semaforo, no? Perché adesso il semaforo... Quindi diventa Mandracchio doppio senso? No, Mandracchio in qua. E perché dall'altra parte? Invece dall'altra parte, allora con chiuso tutte e due, dipende dove te sta, se te sta a ridosso appunto, te puoi ciappare Pianezzi in su. Sì. Oppure magari gente che sta a Lazzaretto va per Cerei o va per però Santa se lavori che non durerà 2 giorni, quindi una stagione balneare là dove quella cerchiamo di evitare, cioè di ciappare i lavori di chiusura di una e l'altra in modo tale che sia durante l'inverno comunque in stagione morta. Una roba che devo capire, cioè quando succede queste robe qua, se dopo a un certo punto, perché quanto dura 5 anni dura un sindaco? 5. Sì, se ti fa una scelta nella tua giunta, questa viene portata avanti anche dalla giunta successiva, quando e in che caso? Allora dipende a che punto te sono, perché nel momento in cui te ha fatto te ha messo i soldi e i soldi sono destinati soltanto alla galleria, non è che dopo qualche li metto da un'altra parte. Te li metti, te stroppi i busi per strada, non è così. Quindi quei soldi sono stati dati per la galleria, quindi te perdi i soldi alla galleria. Te ha fatto una variante, te ha portato avanti i progetti, e comunque i progettisti te li devi pagare. Se dopo alla fine non te li paghi, te devi mettere tuo, perché comunque te ha cause, e quindi arrivati a un certo punto non si può tirare in drio, no? Finché sei un'idea che sei, non sei embrionale, non si sta mosse delle robe. No, però siamo al punto in cui ormai si è partita la cosa e quindi ben difficilmente uno può giustificare il fatto non faccio più la galleria. Aspetta un attimo, siamo già nel punto in cui si è partita la cosa? Sì, diciamo che adesso c'è il piano di fattibilità tecnico-economica, come si dice, è un piano abbastanza elaborato, che è l'ultimo prima di far partire la gara. E nel momento in cui ti fa partire la gara, a quel punto ti dici no, se tireremo in drio, ma adesso qui che ha vinto la gara dici sì, ma te mi ripaghi i danni che ho dal non aver fatto l'opera, no? Per dire. Quindi praticamente te addirittura te rischi magari di fare un progetto che il sindaco dopo che sia dalla parte opposta pianzi, ma che tocca fare lo stesso. Pianzi, ma devi farlo. Infatti voglio arrivare al punto in cui non ho fatto la galleria, ma quel dopo si è cagato sotto. Comunque se è una roba del dire sta più o meno solo la galleria, sì, subito sopra il castello, sì, ecco, se dici allora quella là è del 1960 perché ha fatto Lega Unida nel 1960 e da là non si è mai fatto manutenzioni, mai. Alla galleria del 60? Mai, esatto. Se crollà l'intonaco, fortunatamente era solo quello nel 2000, appena sono arrivato sono dalle altre note a picchettare, se crollà l'intonaco. E che abbiamo fatto tutto col georadar, con laser, eccetera, eccetera, e viene fuori che è un manufatto, ma non lo dico soltanto mio, ovviamente, lo dici chi che ha fatto i lavori, ma lo dici anche altre istituzioni, idrologicamente instabile. Infatti pisa un po' di acqua. Quindi, voglio dire, non te metti in mano adesso, non te lo farà tra 5 anni, ma prima o dopo. Prima o dopo, in un modo o nell'altro, soldi te cade spenderli là, certo. Per forza. Allora, te lo rifà con una canna sola? Che tanto è terribile, insomma, quel che lo fa per la prima volta e dici ma dove sono arrivato, sembra di essere su per lo Stelvio in quei passaggi di montagna. Sei molto montano, deve vedere. Molto montano. Effettivamente sei una delle poche robe che mi ritrovo, è vero, sei molto montano. Quindi la sei a rischio oggi, la sei a rischio idrogeologico. Ma vuol dire che la può venire zoo? No. Tradotto? No, oggi no, ma te devi mettere che mano. Ok. Quindi nei 2 anni, 3 anni, 5 anni, ma non te puoi andare avanti i prossimi 20 anni, te devi mettere che mano. E cosa te fa a quel punto? Te rifasso tutto quanto con una direzione sola?
A questo punto te la fa 2, quello è il problema. No? Comunque te gaverà de chiudere, salita delle mura, cioè i problemi saranno uguali, forse sarà per meno tempo, ma a questo punto te la faccio a due corsie in modo tale che risolva il problema del Mandracchio e dago molta più per dopo lo proveremo anche col piano del traffico, se sta degli studi che dici che sarà in totale meno inquinamento e meno traffico e le macchine andranno più veloci. Quindi, e Maxino che se c'avi. Maxino, però allora se arriva a mettere, ma non dico 20. Si farà l'amore ognuno dove gli va, tra l'altro, succederà. No, secondo me se arrivi a mettere un milioncino, non tanto, un milioncino per fare un ascensore come quel che c'è a San Giusto, sì? Che va fin casa mia, cioè dalla galleria va su e mi porta a casa. A quel punto mi sostengo. Dopo lo cavemo però dopo. Dopo lo fa quel che vuole. Però modello Piran non è brutto. Piran te arrivi, se tutto il giro dei parcheggi e dopo te va dentro col pulmine, te arrivi in cittadina, però se tutto quanto solamente a pie. Ah, cioè parcheggiare tutto fuori. Tutto a Piranesi è tutto pedonale. Sì. Ti arrivi col polmino fino a un certo punto, però te gade andare su salite le mura fino a su Moiaveccia, te se la fa a piedi. Sì, è Pirano che ha ste montagne. Dopo te arrivi su, devo dimenticare il latte. Cioè, è finita, no, è diversa da Pirano. Sentite una regola a Piranesi è vietare il latte proprio. Divieto del latte. Se pieni la latteria in cima adesso i buttazzoli robe. Quindi insomma, ma adesso daremo anche tante informazioni in più perché adesso durante le elezioni non si può parlare, non si può dire niente. Dopodiché daremo tante informazioni in più, tranquillizzeremo la gente, no? Che soprattutto qui che sta là, perché sta venendo fuori di tutto, perché dopo su Facebook veramente c'è una roba vergognosa con notizie false e lavori andare avanti 3 anni, ho detto 7, no 3. Perché sminuire? Perché solo 3 anni? No? E dopo va a trovare le persone che abitano là, non si deve preoccupare. Non sarà 3 anni, firmo qua adesso che non è 3 anni. Se gli il sacco a pelo. No? Se c'è qualche crepa mettiamo silicone, insomma. Qualche robetta, insomma. Sì, e quindi tranquillizzeremo la gente su questo aspetto qua. Esperienze sindaco e dopo anche se te mi dici perché è la tua prima esperienza di sindaco, proprio sindaco. Sì. Se è una roba che te pensi, è ovvio che adesso magari non te caverà, cioè non ti puoi dirmi sì e no, ma te pensi alla ricandidatura o cioè se è una possibilità o te dici go fatto il mio? Ma mi parto dal presupposto, a parte che lo faccio perché mi piace, perché se no veramente fare il sindaco soltanto una può andare. No, ma veramente, perché te ha responsabilità pazzesche, tutti no, però è tutta la gente che rema contro, che spara cazzate a destra e a sinistra. Quindi veramente poi te devi mediare con i tuoi, perché i tuoi non te poi miro l'immagine ogni volta che ciappo la testa e che spacco i denti sul spigolo del ciappo. Mentre che stavo dicendo, ma no, dai, allora adesso risolviamo, no? E vedo sto sangue che schizza. Cioè, quindi, e questo qua questo è per cui te guardi i film dove che sei vichinghi e robe. Esatto. Sì, questo parla dei suoi, immagina degli altri. Ma perché degli altri no, ho detto te sa che sei dall'altra parte, quindi poveri. I tuoi è peggio, no? Perché te dici che paghi la carezza, ma sì, dai, che risolviamo. E no, noi ti ringraziamo perché avevamo pieno di clip piccole che passerà su 6 di sonde muy a sé che andranno via come il pane. Noi possiamo fare un montaggio delle robe peggiori mentre guardate cosa ha detto il sindaco. New York Times di nuovo. Ovvio, insomma, che sono Zandà e torniamo. Ma era New York Times, quello era di piazza. No, tutto. No, come di piazza? No, cosa di piazza? Mi sono da oltre. Cosa scherziamo? Di piazza arriva fino a Gazzettino, Meridiano. Mi sono da oltre, ragazzi. Sì, effettivamente sì. Sì. Dopo spiegheremo un giorno perché da quando sarò vecchio spiegherò perché. Sì, è il momento ma no, ma anche l'ASE mi fuori tutto cazzate, robe che non esisti e per cui però non riprendiamo la roba se no riparti. No, stavamo dicendo però della ricandidatura, dei tuoi. Se ho capito, se è plausibile, cioè se è possibile, se ho capito. Insomma, no, non ti ho detto niente. No, ma proprio il fatto che non ti ha detto fare il sindaco è demone, però siccome mi piace, finché mi piace. Pensavo che stai preso Zedamone fare il sindaco, però siccome pensavo che lo pensavo che sembrava che lo sta per dire, sembrava così. Poi si vedrà, insomma, fra 3 anni, perché dovessi slitta fino al 27,
perché sto giro è più di 5 anni, perché dal 21 al 27 periodo del Covid, adesso non sta mai a dire, non ti spiego perché Madonna. è difficile. No, sono complicate queste robe. No, e quindi si va avanti fino al 27 e dopo si vedrà, insomma, poi cambiare il mondo, poi non sarà più Salvini, magari non sarà più la Lega, che ne so, non sarà più Muia, sprofondata dopo la galleria. Non so. La galleria che ha fatto il busto sbagliato. Cambia talmente velocemente che forse... Ma sì, ho detto, per cui il mio lavoro lo go, questo no? Quindi so cosa fare nella vita, questo è il punto, quindi non lo faccio perché finché mi piace farlo e dopodiché... Anzi, se quei che prima, no? Vi ricordate quei che se dopo mi rompi troppo le scatole dico ciao sì, però dopo non arriva ad andare per il sindaco perché non arriva a parlare poi. No, ma sarà intelligenza artificiale quella volta. No, dai, te prego, no. No, anche voi sarete sostituiti, no? Sì, Zanco, visto? Noi siamo già sostituiti. Noi siamo già sostituti. No, ma se reali. Ma sa cosa? Non vedo l'ora, mi vado in ferie e lui lavora al posto mio, ma cosa scherziamo? Mi vado in ferie e ogni volta che dico non mi piace. Sì, no, però se funziona così, se funziona invece che ti non te becchi uno e ciappa lui. Ciao lui. Ciappa la paga lui. Non doveva essere giusto. Di come te suona la tecnologia invece da questo punto di vista? Insomma, è sufficiente. E il di più che domando amici dopo. Sì? No, volete che vi riparo qualcosa? Sì, guarda, telecamera quella roba là, sì. Quindi i social te gestissi ti facevi i video tipo ma selfie, sì, ma finché no? sei qui là così, sei capaci anche Micor sei capace di fare. No, solo per dire a lui là, insomma. Ciao Micor. No, per cui se sei montaggi quelle robe là non ne voglio nel tempo di fare. Quindi, no, ma non sei materialmente il tempo di seguire quelle robe là, perché te fai il sindaco e se ti cerchi di farlo bene, altro spazio, infatti non lavoro più in azienda, non so neanche dove le sei più. Dell'azienda? Sì, non so, voi sapete dove sei? No, ogni tanto vedo dei camioncini, ogni tanto che passa. Vendi caffè. Sì, all'inizio non sapevo neanche che era roba tua, che era cosa si chiama come... ma guarda, qua potessi veramente fare come Steve Jobs, perché Migo comincia era la stanza del portinaio dove vivevo con i miei genitori, a Scorcola ero, e quindi 14 metri quadri in tutto, dove dentro io un vecetto che riparava macchine di scrivere. A un certo punto che ho detto, te me dà un angolo, 1 metro per 1 metro. Ho messo i scaffali e ho cominciato a lavorare là. Cioè, questa è stata la mia partenza, no? Avevo caffè solubile, neanche in grani perché era più facile solubile, zucchero, latte in polvere, bicchieri e palette. E sono partito così. Dopo pian pianino il vecetto che ha detto mi mollo, avevo beccai 14 metri, un casino, mi pareva è un casino macchine di scrivere che adesso sì. E insomma se sta bene perché comunque correva l'anno 1986, per cui tanti anni fa, e poi da là dopo pian pianino ho messo su con i miei sforzi senza società o altro tutto sulle mie spalle, per cui insomma penso che sia un motivo d'orgoglio, una roba sì, sicuramente. Per cui sono contento di quella, anche per cui dico non go solo il sindaco nella vita, costi benefici e posso tornare anche in azienda. Ti te credi, ma te manda via. Mi manda via anche dell'altro. Ti pensi, ma ormai sei l'intelligenza artificiale che... Devo andare a fare l'opposizione allora, in consiglio. E allora non te devi buttare a casa del popolo. Esatto. Mamma mia, potessi fare, però guarda, mi candido a me per le prossime. Quando sono le prossime, fammi vedere. Nel 28. Se te fai in tempo, adesso sei ancora alle europee, ma... No, per le europee sono un pelino in ritardo. Un poco fuori. Potessi lamentarmi del fatto che non posso tornare a casa. Però siamo pochi, quindi tutto sommato... Però le elezioni dopo anche a Trieste sono nel 28. Cioè nel 27. 27 anche a Trieste. La regionale. Allora fermo team Muiami Trieste. Sì, dai. Se spostiamo. Effettivamente era il cambio durante il Covid, effettivamente. Non mi ricordavo che avevi ieri dopo. Sì, dopo si sta dando una proroga e se finì più tardi, e quindi se finissi più tardi il prossimo giro, no? E quindi ancora tanti anni, si arriverà forse a finire la galleria. Vedremo, ma sai ancora il problema delle nutrie? Mi ricordo che era un periodo che sta roba delle nutrie. Non le sento più. Non le chiama più. Non le chiama. Prima era un periodo dove sta. Prima i comunisti era un casino di nutrie, andava su scudi, il municipio, andava dentro, fuori. Adesso non lo so più. Infatti la prima roba che ho buttato via perché era la Marzi galassava un po' che le pellicce della Marzi
Era un pelus de nutria, te giuro. Ciapada. Mia prima roba. È un pelus de nutria. Ti giuro anche Dio. Allora, se sapevo lo regalavo, lo avevi qua No, ma per te tutta la vita. dovevi fare il premio Muia, ma non ho pensato. Però dico buttare via roba, guarda che no. Mi butto via tutto. Sì, ma mi riciclo però, Ah, giusto. Mi riciclo. Infatti go via gli occhi della nutria nella plastica. Altra roba che mi ricordo, magari adesso dico cazzate che non dovessi dire forse. Altra mi ricordo che anni fa era d'estate, che era dei periodi che era dei spettacoli nella piazzetta, che era bello perché sei un salotto. Quale piazzetta? Piazza Marconi. Piazza Marconi. Piazzetta? Cioè, scusate, adesso piazzetta, vado via. per quello non capivo, La piazzetta, parli del cul de nave, la go cagata. Conosco, grazie a voi, cul de nave, tra l'altro. Ah sì? Sì, non sapevo dove vedere. Piazzetta, piazza. Rifemo un attimino in questo. Sì. Allora, mi ricordo dei meravigliosi spettacoli in Piazza Marconi. Piazza Marconi, sì, enorme Piazza Marconi. Il salotto di Muggia, Esatto. il salotto di, che è stato figo, se dico Esatto, salotto sì. il salotto di Muggia. Salotto bene. Di Muggia, dove effettivamente fa spettacoli era bello, perché anche noi che abbiamo fatto un 2 volte e mi sono divertiti. Sì. Pegava un ascolto teatrale quasi, Sì, bello. sì. Non so più, fine. Come no? Ah sì? Sì. Perché noi non siamo? No, ecco, ma noi ragazzi ma noi ne siamo, sei perfetto. Non so, sì. devo dire che è vice sindaco Sì, del Conte, sì. ma se lui sa che fa finirsi là, non so. Dica, già dovrò andare a 7 anni a piedi su per salita delle mura, ancora che non mi fate suonare una volta. No, ma adesso che so, sì, Gavi, libero niente. Libero domani. È buona. Comunque, no, veramente. In piazzetta se... Piazza, no, non vedo piazzetta, a sono voi mi metto in piazzetta. Grande spettacolo, Maxino. In piazzetta. Cul de nave. Però guarda che farò un spettacolo in Cul de nave. Mica stago. Mi non so quanti che ha fatto. No, nessuno. No, mica stago. Cul de nave. Quanti si sta dentro? No, non sei piccia. Sei numeri. No, ma sei grandina, Sì. Almeno un 100 dell'ori starà. Ma anche di più, dai. Però Salottino. In Cul de nave come tipo di indirizzo. Finalmente Maxino e Furia in Cul de nave. Non viene nessuno, secondo me. Non viene nessuno perché pensi sia un scherzo. Ma no, viene tutti, dai. No, se puoi pensarla, vi piace come location. A me piace. Mi pare adatta alla nostra caratura artistica. Proprio Quasi sai. Esatto. Mi pare incredibile, ma sei passato tutto il tempo a manca disposizione. quasi 5 minuti. E cosa famo? Sta faticosissimo oggi la gestione delle telecamere, deve star male, ma mandite un applauso da solo, fa finta che lo comandano me. Così, prima che, siccome sapeva la telecamera è comunista comunque, quindi sapeva che ti arrivavi se non la funzione e si gira dall'altra parte. Sei anche un po' gelosa perché era contro le babbe, perché prima era arrivata a Bombacigno e la si gira proprio verso del Mino e la voleva più guardare nessuno. Dopo mi l'ho riavviata a forza e adesso va. Diciamo che se zoom così e uno pensa che magari te la faccia sfogata, in realtà se nella non so che ti sono fatto così. Mi avvicino, così invece è tutto bene, così come arrivato a fare. Insomma, che avevamo parlato un sacco di cazzate. No, ma anche un sacco di robe serie. Cioè, avevamo un sacco di robe per le quali avremo polemiche per 10 giorni. Su una figata totale. Mettiamo tutti gli estratti piccoli. Notizia scoop. Vai, sì. Il centro sportivo della Triestina. No, qua, è vero? Sei sicuro? Non ve la dago più. No, sei qua, dai. No, dilla, te prego. No. Devo star zitto. Devo star zitto. No, disi. No, ma in mente a Piazzetta che Centro sportivo di Triestina dove? Centro sportivo, basta, fine. No, allora, potremmo dire questo, all'interno del comune di Muggia, che sarà il centro sportivo della Triestina. Potessi essere, perché se no, un po' potessi essere così finalmente usiamo il stadio per fare i concerti. Quanti volevo. Cominciai a sbaraccare che qua sarà spogliatoi, no? Sparse in tutta Muggia, non so mai. Poi c'è spogliatoio, quindi infatti adesso devo c'ho le misure. Sì, giusto. E comunque a breve qualche notizia la daremo, insomma, però insomma, sta roba. Qua insomma, non so che uno disi, non devo dire tutto. No, certo. Ma se dico notizie su ma mica capisco. Poi se fa o non si fa.
Secondo No, me però- se fa, se ti dicono notizie su, vuol dire che te ga... No, se mi percepisco che c'è una possibilità, vuol dire che te sa che ne sei. Siccome- Se muove il 70% buone possibilità. No, secondo me, come la questione, guarda, vi assicuro che non sarà 3 anni. Che se rago delle notizie su Muggia, non sei Muggia, questa è la notizia in realtà. No, vado a fare il sindaco del Trieste e lo faccio là. Sì. Orca ciò. Sì. Sta domanda non l'abbiamo fatta. No. Vabbè. Interessante questa sospensione. Questa sospensione quindi, interessante. ormai, se dovessi succedere, te richiamiamo qua. Comunque a breve, insomma, qualche novità sarà a breve. Insomma. Perfetto. Ancora una buona chiusura. Dai, sono una buona chiusura, c'è un sacco di notizie che veramente, cioè, i canali giornalistici ce ne fa veramente Ciao. un baffo, No, per non dire altre robe. Una roba a rullo proprio. Perché sono davanti a macchina, Mamma mia. meraviglia. Mamma mia. Bene. Grazie al sindaco Grazie di Muggia. Paolo Polidori, Grazie sindaco a voi. di Muggia, e grazie Flavio Furian, anche senza motivi. Anche senza motivi. Un applauso per il sindaco del Lui è il prossimo del Muggia, però non fa il prossimo turno, il fa fra 2. Sì, fra due. Quando ho messo quando le gambe non mi dio il più per la salita per andare a casa. Quando te sarà bene allenato. Esatto. Sì. E quindi ringraziamo sempre ancora Solidemo il nostro sponsor Montedoro, che non ne sta ancora mandando via, e questo è già una cosa buona e giusta. E Buca 19 che ne obiettivo raggiunto. buona parte del lavoro. Va bene. Ciao a tutti, Manda la grazie. serenità. Ciao, Ciao ciao. a tutti. Ciao Ciao a a tutti, tutti. Ciao.